Il doveroso saluto e ricordo di cordoglio alla famiglia Geromino, alla famiglia Zambelli, ma purtroppo anche ultimo la scomparsa di Massimo Zanerato, collaboratore della Sportivi Ghiaccio da anni, che ha sempre contribuito col suo aiuto a trasportare con i furgoni i ragazzi delle giovanili e fare quant'altro. Anche lui si è andato in maniera prematura. Un grande abbraccio anche da parte del sottoscritto in maniera proprio amichevole a Max Zanerato. Ebbene, è quasi tutto pronto qui all'Olimpico per questa sfida. Saluti a tutti gli radioascoltatori sulle frequenze della Cortina, saluti a tutti ovviamente i tifosi del Cortina e del Gardena che sono in visione del match sul sito di Hockey Cortina, ricordo /streaming. Registratevi se non l'avete fatto, fate il login, acquistate il match, date una mano anche alla Sportivi Ghiaccio e godetevi questo spettacolo con il commento che sarà parallelo questa sera, il mio come sempre sulla radio e di conseguenza anche per quanto riguarda lo streaming. È iniziata la partita, subito il Gardena che non lascia uscire di zona il Cortina, poi vi leggeremo velocemente il line up, ma il Cortina sarà subito un break, bella azione, Pietronino diventa Smith, cerca il quinto buco in mezzo alle gambe, non lo trova, che occasione subito dopo 29 secondi, 39 secondi per gli Ampezzani che possono sbloccare subito il risultato. È importante andare subito in vantaggio in questa sfida, riuscire a portare alto il parziale più possibile nei primi minuti per poter in qualche maniera dare speranza, altrimenti sarebbe veramente difficile. Ricordo 4 gol da recuperare per poter andare all'overtime, ma il Cortina per aggiudicarsi la sfida entro i 60 complementari deve vincere con 5 gol di scarto. Attenzione, la prima linea sul ghiaccio del Gardena, quella che fa tanta paura, quella che sta facendo così tanto bene in questo inizio campionato, che ha fatto anche così bene nella passata stagione. Wilkins, McGowan, Sulman, attenzione, proprio Wilkins si allarga, centra il tiro, il rebound, arriva anche la conclusione adesso di McGowan, fuori di poco, la conclusione di McGowan chiuso nell'angolo. Anzi è Sulman, gioca ancora bene però nel terzo Ampezzano la prima temibilissima linea gardenese. Ricordo l'anno scorso Wilkins e McGowan 170 punti in 2, incredibile il contributo che hanno dato questi due giocatori, ma senza dimenticare Sulman che ne ha fatti una quarantina, quindi una prima linea temibile. Il resto è un gruppo di giovani ragazzi molto bravi e forse l'unico punto debole la difesa, che manca un po' di esperienza, ma su questo bisognerà giocare, bisognerà riuscire a contenere la prima linea della Gardena e puntare molto a giocare offensivi, aggressivi, senza lasciare possibilità di giocare, ripeto, soprattutto al primo blocco gardenese. Trascorso 1 minuto e mezzo, Cortina in zona, prova il tiro, Phil Pietronino, arriva il gol di Phil Pietronino, tiro di polso sotto l'incrocio, battuto James Smith, così come avevamo sperato e preventivato dovesse essere la tattica spregiudicata di Ivo Macciacca per iniziare subito questo match. Così avviene, Phil Pietronino raccoglie un disco sulla blu, si accentra e scaglia un bel tiro di polso sotto della Cortina. 1-0 quindi con il gol del numero 37 Phil Pietronino. Giocato 1 minuto e 25 secondi all'Olimpico. Cortina 1, Gardena 0. Inizia subito molto bene, ma è ancora tutto troppo presto. Il Cortina deve riuscire a tenere alto questo ritmo, ma si sono giocati solo 90 secondi. Ovviamente la partita è lunga, ma l'inizio è buono, l'inizio è promettente, anche se la vera prima occasione è stata proprio per il Gardena. Adesso in impostazione con il secondo blocco la squadra gardenese, anzi con la terza linea c'è Icing. Velocemente il line-up delle formazioni per gli ospiti: la prima formata in difesa da Senon e Villait, in attacco appunto come dicevo Sulman, McGowan e Wilkins. La seconda con Patrick Tomasini, che ricorda un ex, Ben Linder e David Galassiti, in difesa Joel Brugnoli e Michael Selva. La terza con Diego Gluck, Leo Meisner e Paratoni Nicolas, in difesa Nocker e Costa. L'unico componente della quarta linea è Alexander Figel. In campo sul ghiaccio la terza linea pezzana con Adami, anzi la seconda Alverà e Sanna, che prova subito la conclusione, raccoglie un bel disco in zona. Sanna lo porta all'angolo, alla destra di Jay Smith, lo controlla, stop and go per lui, sulla blu per Emanuele Larcher, prova a lasciare il disco ma lo lascia in maniera involontaria agli avversari, chiude però molto bene qui in back check Tommaso Alverà. L'impostazione adesso affidata a Cordiano, anzi Vallazza disco adesso per Alverà cerca la deviazione di Adami. Bella l'iniziativa pezzana, bella anche l'azione del Cortina, sfumata per un poco. Riparte adesso il Gardena dall'altra parte, prova a forzare Nicolas Paratoni, mette un disco al centro, rimane nello slot, pericolo, un po' di confusione, mette ordine qui in maniera diligente Giovanni Toffoli con la quarta. Zanatta vuole il disco, Zarina Cedelli lo prende, se ne va a largo, salta un uomo, il numero 60, entra in zona, c'è Toffoli libero, si aspetta il passaggio, ottimo per Larcher, il tiro di Enrico, deviazione avanti porta, nulla da fare, ancora Zarina Cedelli,
fa tutto da solo. Lo scambio adesso con Edgar De Toni, passaggio che non arriva però davanti alla porta, ma viene deviato all'esterno fino a finire sul corridoio che porta lontano il puck. Toffoli fa tutto bene qui, poi viene fermato da Luca Zanatta che gli raccoglie il puck, lo serve ancora Zanino Cedelli, prova a saltare un uomo, gli va male all'ingresso in zona al numero 60. Ancora Zanatta, Luca per Max Cordiano, liberissimo dall'altra parte Chris, anzi Chad Pitoniro si accentra, salta l'uomo, anzi no, fermato proprio sul nascere della sua iniziativa. Liberazione vietata, adesso il Gardena dalla seconda. Sono segnali importanti questi. Ingaggi vinti dal Cortina, l'1-0, 2 liberazioni vietate nel giro di 3 minuti e mezzo sono trascorsi dall'inizio del match. Sono buoni segnali che fanno capire che il Cortina c'è, che il Cortina sta premendo sull'acceleratore, il Cortina vuole subito trovare la possibilità di ribaltare questa situazione sicuramente non facile. Ricordo 4 gol da recuperare. Occasione per Chad Pitoniro, fermato dal block shot del difensore gardenese. Ancora liberazione, anzi no, esce Martino Maidarin, consegna il disco adesso a Max Cordiano, subito un passaggio preciso per Chad Pitoniro, lo scambio d'altra parte per Remi Giftopoulos, si allunga col bastone, deve giocare da fermo. Cazzola adesso a seguire molto bene qui per Chad Pitoniro di fronte a James Smith, cerca il primo palo, abbondantemente alto il tiro, c'è una deviazione, probabilmente c'era un ingaggio in zona offensiva per il Cortina. Si giocano anche altre partite questa sera di un campionato ovviamente frastagliato tra le pause e forzate per casi di positività. Non si gioca, il non gioca questa sera così come altre formazioni, giocano tutte le squadre italiane ad eccezione dell'Usteno che proprio sul ghiaccio di Viterbo sta perdendo 1-0 dopo il primo tempo. A sorpresa il Fassa 4, ma neanche tanto sorpresa, all'Odegar e Asiago 1, un risultato anche questo molto importante per un Fassa che ha fatto vedere di essere un'ottima squadra nella sfida proprio contro il Cortina. Occasione ancora per Pezzani, buona la giocata qui di Alessandro Zanatta che va a rubare un disco, arriva vicino anche a poter andare a segno, poi è costretto a girare la gabbia. Gardena sotto pressione, che qui con la terza linea Pezzana che sta premendo molto bene, Moser, Zanatta e Barnabò a largo, servito da Alessandro Zanatta che lo cerca ancora. La ripartenza adesso delle Furie Rosse, bloccati subito sulla neutra, devono ricostruire tutto quanto i ragazzi di Kostner. Lo scambio sul terzo, Tomasini, ricordo per lui una discreta stagione l'anno scorso Cortina, prova ad andarsene adesso Barnabò, vede Alverà, cincisca poco il pack, Alverà comunque riesce ad andare a prendersi questo disco nell'angolo, mette un disco sulla blu, bravo Enrico Larcher a trattenerlo, non era facile, ancora Alverà, cerca il numero, da saltare l'uomo in balaustra, niente da fare, alla fine ha ragione la difesa del Gardena che prova a uscire vincente da questo scontro dietro porta. La Cortina che sta decisamente affrontando bene il match. Enrico Larcher, Luca Zanatta, verso Tommaso Alverà, potrebbe tirare, cerca uno spiraglio tra le gambe del suo opponente, gira la gabbia Tommaso Alverà, la sua tecnica per Adami che prova lo slap, non è male, il rebound, Sanna sopra la traversa, vicinissimo al 2-0 il Cortina. Inizio veramente promettente quelli di Pezzani che devono continuare a giocare così almeno fino a quando non si sarà sul 5-0. Buono il check di Larcher qui a un suo compagno di mascherina, disco buttato in zona da Adami, arriva la quarta Ampezzana, subito Toffoli for check su Selva, bravo qui De Toni a recuperare il pack, prova il tiro, non riesce a deviare Zanini Cedelli, prova il tiro Max Cordiano, nessuna deviazione, ci sarà un ingaggio, forse c'è una deviazione invece di una stecca gardenese, e infatti sì, ci sarà un ingaggio in zona offensiva per il Cortina. Le linee Pezzane Zanini Cedelli sul pack, disco però vinto dal Gardena che prova a gestirlo, ma è sempre ben chiusa la difesa ampezzana, anche la neutra non lascia possibilità di costruzione di gioco a Sulman e compagni. Qui rischia molto Toffoli che lascia un disco a Wilkins, prova a giocarlo, Cordiano chiude bene nell'angolo, prova a liberare adesso di un momento difficile perché di fronte c'è la prima linea, però ci potrebbe essere la possibilità di un break, vuole il disco troppo lungo qui di Pietroniro per Zanini Cedelli, lo recupera ancora Pietroniro, lo ributta in circolazione, tiene bene la quarta contro McGowan e soci, arriva la prima Ampezzana che teoricamente dovrebbe competere più a armi pari. Wilkins nel suo terzo
lascia Knocker, perde un disco sanguinoso, Knocker non ne approfittano gli Ampezzani e nasce subito un break sulla stecca di Sulman, gira, anzi McGowan, prova il numero, Cazzola riesce a fare pulizia dello slot, prova ad andarsene in velocità qui, è Pietro Niro, è molto veloce, viene trattenuto in qualche maniera, limiti del regolamento, bravo Chad, mette velocità e alza completamente il baricentro della squadra, Larker dall'altra parte per il tiro di Vallazza, fuori, rimbalzo strano dietro la porta, che quel disco che viene praticamente portato verso il fronte della porta, Larker, buono anche qui Larker, cercava la stecca di Giftopoulos senza andare a forzare sul terzino, ha cercato il passaggio esterno per non rischiare nulla nel caso di ribattuta da parte dell'opponente. Passaggio troppo lungo qui per Giftopoulos, c'è il primo icing a Pezzano, ma comunque bene, sono trascorsi 7 minuti e mezzo, 1-0 Cortina, c'è ancora molto da fare in questa salita impervia per trovare appunto quel 4-0, quel differenza di 4 reti che garantirebbe a Cortina di andare almeno all'overtime. Ovviamente ne mancano 3, ma bisogna stare attenti a non prenderle. Ripeto, ribadisco la buonasera a tutti quelli che sono connessi al sito dell'Hockey Cortina tramite lo streaming e stanno guardando il match, e grazie di essere con noi per vedere la partita e grazie di anche dare il contributo in questo momento difficile anche per le casse di tutte le società che, ricordo, giocano a porte chiuse, quindi nessuna possibilità di incasso da parte di pubblico fisico, ma solo quello chiamiamolo virtuale, come siete voi da casa. Moser, buon disco recuperato, gira largo, prova a metterlo al centro, cade, però comunque il pack arriva, James Smith mette fuori il bastone, Zanatta lo riesce a trattenere, però Alvarà è costretto a portarlo fuori, anzi Alessandro Zanatta, il fratello più piccolo della dinastia dei Zanatta. Cortina, chip in riuscito di Moser che allunga la traiettoria per la corsa di Alessandro Zanatta, va a pressare Moser, dall'altra parte un pochino in ritardo Barnabò, però ci arriva, mischia lungo la banda alla nostra sinistra, ricordo in maglia blu la squadra ampezzana, da destra verso sinistra in questo primo dritto, di maglia bianca e casco verde il Gardena, dalla vostra sinistra alla vostra destra. Si difende bene qui Cordiano, anche da Tergo riesce a gestire il pack bene qui il Cortina, buona la manovra adesso di uscita degli Ampezzani. Cortina che sta giocando decisamente molto meglio rispetto ai 120 minuti visti in questa ultima, nella settimana scorsa. Pack portato avanti, Adami prova ad andare anche a caricare, bravo qui, disco lasciato a Alverà si accentra, lascia il disco all'Larker, serve ancora a Tomasino cerca il corridoio centrale per Adami, non trovato, stecca di mezzo, tutto da rifare. 9 giocati, Emanuele Larker verso René Vallazza. Il passaggio non riuscito verso Alverà, non c'è icing perché prima di tutti ci arriva la furia scatenata di Marco Sanna. Marco Sanna tenta lo scambio corto, prova ad andare ancora a recuperare il disco sulla ripartenza di McGowan e soci. McGowan salta comodamente Alverà, mette un disco molto interessante dall'altra parte, prova col back del bastone, bravo qui Martino Valdarin che ricordo questa sera sostituisce ancora l'infortunato Marco Di Filippo, out ricordo questa sera anche Ronny De Zanna e Mike Zanatta per un problema alla schiena, fuori anche Giorgio Pancera per turnover e fuori anche Anson Cottam ancora non pronto per l'esordio sul ghiaccio con la squadra, con la sua nuova maglia. Mette di nuovo la prima linea sul ghiaccio, Ivo Macciacca usa la tattica, visto che dall'altra parte ci sono proprio gli uomini migliori, contropiede Pietro Niro non riesce ad assistere Cazzola, era un'occasione interessante con Mike Cazzola e Remy Giftopoulos soli davanti alla porta di Jake Smith, passaggio che non filtra, buona la chiusura però difensiva. Luca Zanatta nel traffico, rimbalza dentro porta, Giftopoulos la gira e vuole qualcosa, si lamenta Giftopoulos perché secondo lui forse il disco è entrato. Mi pare che le proteste abbiano comunque risposta da parte degli arbitri che salutano gli ultimi due. Le proteste anche di Luca Zanatta che vorrebbe più chiarezza su questa situazione. Giro porta riuscito da parte di Giftopoulos, forse il canadese di origine greca si lamentava del fatto che il disco avesse oltrepassato la rossa di porta. Da questa posizione era veramente difficile vedere. Non è stato richiesto l'ausilio della moviola, chiamiamolo così, ma no, da capire anche se sia effettivamente ancora attiva questa regola. Giftopoulos, Cazzola,
anzi Chad Pietroniero un po' si addormenta sulla blu. Il Gardena può ripartire, Cortina continua a giocare bene, però deve mantenere la stessa volontà dei minuti iniziali e anche lucidità dei minuti iniziali. Si cambia sul ghiaccio, ancora Christopoulos però con Cazzola, un po' di confusione adesso, Manuele Larcher, anzi Enrico lo scambia ancora con Luca Zanatta, sta alzando un pochino il baricentro il Gardena perché la prima linea ampezzana sta giocando da molti minuti e quindi un pochino stanca. Servito Enrico Larcher in progressione offensiva, Enrico Larcher disco al cielo interessante per Toffoli, fermato, va a recuperare il classe 2004, recuperano anche gli altri elementi. Cordiano per Zardini Cedelli in mezzo a due uomini, il numero 60 si ferma, aspetta l'arrivo per Cordiano, one timer riuscito ma troppo debole, combinazione comunque buona tra il 60 e il 19 ampezzano. La ripartenza adesso con offside, non fischiato, ma non c'è nessun tocco gardenese, quindi ci sta, il disco è stato portato fuori dagli ampezzani, riportato dentro, adesso lo va a raccogliere proprio il numero 60 del Cortina, che prova l'impostazione, sbaglia qui il passaggio Zardini Cedelli, regala il disco agli avversari, troppo a fretta nell'assistere, il recupero per lo scarico Max Cordiano, vuole il pack, ancora il Toffoli qui, vanno a cambiare i giocatori della quarta, ancora 8 minuti e 40 nella prima frazione, ricordo 1-0 Cortina, gol di Phil Pietroniro dopo 1 minuto e mezzo. Cortina un po' calato, era anche ovviamente preventivabile visto che aveva iniziato veramente in maniera aggressiva i primi 5 minuti, ma deve continuare a farlo. Prima linea Gardelli sul ghiaccio, Martino Valdarin qui cerca con il Pucek di allontanare il pack, forse avrebbe fatto meglio a contenerlo con il guanto, ma non era facile. Barnabò allontana il disco, questo è quello che vuole probabilmente Ivo Macciacca contro la prima linea del Gardena, bisogna giocare molto concreti. Qui Barney, fallo su di lui, Cortina che può giocare con l'uomo in più, penalità differita, anzi no, arriva il tocco adesso di McGowan, quindi primo power play del match, primo power play per il Cortina che deve assolutamente giocarsi molto meglio questa situazione di uomo in più rispetto a quelle avute nelle ultime due partite contro appunto Fassa, nelle partite di andata e ritorno su 6 power play, nessun gol, quindi percentuale ridicola di power play per il Cortina. Ovviamente meccanismi che devono essere ancora tutti ben rodati e oliati, poche partite sulle gambe degli Ampezzani. Vediamo se questa sera dopo 2 match e con questa attitudine sicuramente più positiva il Cortina riesce a fare meglio anche con l'uomo in più. Che occasione subito per Chad Pietroniero, giocata molto bene da Remy Christopoulos, gran parata qui di Jake Smith, decisamente risolutivo. (7:43 da giocare), ricordo 1-0 Cortina. Ancora in gaggio power play per Ampezzani, 1:46 ancora da giocare con l'uomo in più per la squadra di casa che vince l'ingaggio. Phil Pietroniro cerca il tracciante verso Mike Cazzola, ha trovato lo scambio con il fratello, poi ancora il tiro di Phil Pietroniro, Jake Smith a terra di cristallo, si sposta da un palo all'altro, chiude molto bene. Non male finora il power play Ampezzano, già 2 conclusioni, una grandissima occasione, va bene così, bisogna continuare su questa senza avere neanche troppa fretta. Il penalizzato, ricordo, è Matt Wilkins, ancora per 1:35. Ancora ingaggio vinto, Phil Pietroniro, cicca il passaggio, attenzione però a non regalare contropiedi, erroraccio qui di Phil Pietroniro. L'avevamo appena detto, stava giocando bene il Cortina il power play, ma può succedere, errore. Riparte Mike Cazzola per Remy Christopoulos, cerca lo spiraglio, il palo, incrocio di pali di Remy Christopoulos. Chad Pietroniero, buono il passaggio verso dall'altra parte, verso Mike Cazzola, sicuramente potrà provare a centrarsi e cercare lo scambio con Remy Christopoulos largo vicino al palo. Eccolo lì il servito, Christopoulos in numero, tenta il no look ma non c'era nessuno da secondarlo davanti porta. Va a cambiare adesso il primo special team ampezzano, dentro Adami, Barnabò credo e Alverà se non sbaglio come linea offensiva di questo secondo special team. La ripartenza è proprio affidata al capitano, lo scambio per Moser che gioca da difensore in questo frangente, Andrea Moser, quindi grande rivoluzione a livello proprio di assetto di power play. Alverà è lui in cabina di regia, un po' statica qui la disposizione dei suoi compagni. Barnabò aggira la gabbia,
Sbaglia completamente il passaggio verso Vallazza e Cortina è costretto a ricostruire tutto dalle sue parti. 1-0 Cortina, 6-13 al termine, ancora 15 secondi da scontare per Matt Wilkins sulla panca dei cattivi, passaggio qui poco convincente da parte di Moser verso Vallazza, alla fine Cortina comunque riesce a prendersi il terzo, palla che finisce all'esterno, ci sarà un ingaggio fuori dalla linea blu di difesa della squadra allenata da Erwin Costner. Salutiamo tutti i tifosi del Gardena all'ascolto di Radio Cortina oppure in visione della partita sullo streaming offerto dal sito di Hockey Cortina, ricordo /streaming, registratevi, comprate questa partita, ricordo date una mano alle società, in questo caso al Cortina ma come del resto a tutte le squadre che possono disporre solo di questa fonte di guadagno, in questo caso ricordo si gioca sempre a porte chiuse. Cordiano verso Zardini e Cedelli, cica il pack qui, male Zardini e Cedelli, perde un disco non buono, prova a recuperare adesso su McGowan, lo scambio, Cordiano al recupero verso Sanna, prova a mettere fuori il disco ma c'è ancora la prima del Gardena, disco fuori buttato da Sulman, non c'è delay of game, avente involontaria la sua deviazione. Ci sarà comunque vediamo se c'è un tocco nella stecca oppure sì, no, c'è un tocco diretto, il tocco di Sulman, c'è il commercial break, un po' in ritardo ma arriva il commercial break, in effetti ci sono state anche poche pause finora nella partita, noi ci facciamo un salto nelle altre arene per vedere cosa accade. Ricordo 4-2 della Fassa ad Asiago, 1-0 iniziato il secondo tempo alla Bayern Stefan Arena tra Viviteno e Lustenau. Macchine, utensili, strumenti di misura. Abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Fervi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su fervi.com. È tutto pronto dopo il commercial break, ringrazio la regia e con 5:36 al termine si torna a giocare sotto proprio la nostra postazione. Mike Cazzola al face off vinto da Diego Gluck. Mike Cazzola che sembra più attivo, più preciso rispetto alle prime due partite. Larker, buono il passaggio per Charles Pietroniro al limite del fuorigioco, ingresso in zona degli Ampezzani, non raccoglie bene qui Luca Zanatta, attenzione, deve andare a chiudere perché Pietroniro ha perso anche il bastone, bisogna rischiare di non perdere il disco, non rischiare di perderlo perché eravamo un pochino esposti con il solo Enrico Larker a giocare in fase difensiva. Mike Cazzola prova a trattenere il disco, molta più volontà sicuramente si nota dal suo atteggiamento questa sera rispetto alla partita di Albari Canazzei da parte del numero 13, che non avevamo sicuramente risparmiato le nostre critiche. Luca Zanatta, buon disco al centro qui, raccoglie in qualche maniera Max Cordiano, poi deve correggere, poi a catturare e lanciare il pack ancora verso il centro, non ci sono stecche amiche. Giftopoulos prova a trattenerlo, ma attenzione a non regalare break, è importante mantenere, ovviamente sarebbe importante rimpinguare questo vantaggio, numero qui di Tommaso Verà che sa deliziarci sempre con gesti tecnici come questo. Quello che deve trovare questo fenomeno a livello tecnico che è Tommaso Verà è la continuità e soprattutto essere più incisivo nelle partite come qualità di gioco per la squadra. Individualmente è un giocatore che non si discute, anzi è un prospetto decisamente importante per la squadra ampezzana per il futuro, qualità tecniche veramente eccelse, ma deve migliorare sotto altri aspetti questo giocatore e siamo convinti che lo farà. Alta penalità qui però, braccio alzato, tocco di una stecca ampezzana, Adami si gira, non è convinto ed è lui proprio penalizzato per gancio col bastone. 3:52 al termine del primo periodo, penalità e quindi power play Gardena che ovviamente schiererà i suoi uomini migliori. Ecco, bisogna riuscire a stancare Sulman, McGowan e Wilkins, farli giocare più spesso perché abbiamo capito che sono insomma il 50% di questa squadra è proprio tenuto alto da questa linea, senza nulla togliere agli altri ovviamente, ma chi non farebbe così, chi avere la fortuna di avere questi tre giocatori che hanno ormai un'intesa veramente formidabile, anche se Sulman ultimamente nelle ultime due partite è stato relegato tra virgolette in seconda linea per dare più spessore al secondo blocco. Villait e il power play del Gardena funziona, quindi seguiamolo con molta attenzione.
largo per Nocca, il tiro, para, non c'è rebound, raccoglie però Sulman davanti alla gabbia il disco, quindi tiene ancora il possesso nel terzo Ampezzano. Ecco Michael Sulman perde il primo contatto con il disco, lo recupera subito. Wilkins su per Knocker, il tiro, block shot, continua a poter ripartire, voleva il disco qui Pietroniro, non ci pensa due volte invece Luca Zanatta a liberare lo specchio. 3-17 al termine, bisogna resistere a questo power play, c'è un errore, quindi buono qui per Cortina, Larcher deve riuscire a perdere tempo e gestirlo abbastanza bene qui, va bene comunque portare fuori il pack, inserito addirittura Zanini Celeni nello special team di 4 contro 5 di penalty killing per la sua grande caparbietà penso e dinamica. Attenzione per non essere sorpresi, appena ripresa la scatola Wilkins, bravo Zanini Cedelli, qui riesce a fermare il giocatore che aveva provato un dribbling volante. Gluck si accentra, anzi rimane sui baffi esterni, lascia ancora Wilkins che si sta sciroccando insieme a McGowan, grande parte di questo power play, prova a girarsi Villa, il disco che rimane lì, tiro che arriva dietro la gabbia Wilkins per Moser che prova a bloccare qui ancora, se non sbaglio, Villait dall'altra parte per il tiro di potente, molto potente di Costa, finisce alto però sopra la traversa dopo una deviazione della spalla di Martino Valdarin. Ancora qui Costa, potrebbe tirare, Costa cerca la stecca, non è una male idea, non trova però la deviazione fortunata, Martino Valdarin qui para, Emanuele Larcher deve liberare, 15 secondi al termine, tutto fatto molto bene, qualche rischio si è corso, ma va bene così. Vanno a cambiare McGowan e Wilkins, sono fatti praticamente 2 minuti interi sul ghiaccio. Anche questo dà idea di come Costner punti molto su questi giocatori, ma va bene così. 2 minuti sul ghiaccio per loro sono importanti, nel senso anche a livello fisico, perché sicuramente pagheranno un pochino dazio anche se il periodo sta finendo, quindi scelta sicuramente più che calcolata da parte di Erwin Costner. Adami bene a centropista, qui salta un paio di uomini, poi è costretto a tergiversare, Christopoulos prova a dargli una mano all'ingresso sulla blu, il Cortina prova a finire in crescendo questo periodo, vediamo soprattutto se riesce ad arrivare a una situazione ottimale di conclusione. Cordiano cerca l'esterno della rete, difficile, trova l'esterno della rete, cercava veramente la porta. Luca Zanatta, 1:13 al termine, 1-0 Cortina. Per Max Cordiano, costretto a un numero acrobatico da pattinaggio artistico per rimanere in piedi. Ancora per Zanatta, Cordiano scorre via questo periodo senza nessuna fiammata finale, almeno forse questa è l'occasione per Luca Zanatta e Pietroniro. Luca Zanatta cerca, almeno voleva l'assistenza di Chad Pietroniro. E rivediamo Wilkins e McGowan ancora sul ghiaccio, quindi non lasciano qui, erroraccio per l'errore di Vallazza che regala un disco agli avversari, ancora ci mette una pezza qui Martino Valdarin. Giftopoulos a saltare Sulman, servizio per Chad Pietroniro, gran giocata di Giftopoulos, ultima occasione del primo periodo direi, forse ce ne sarà ancora una per il Gardena se avrà la forza e il coraggio di andare a spingere, ma sicuramente il Gardena è andato molto meglio nei secondi 10 minuti, nei primi 10 minuti, dominio assoluto del Cortina, soprattutto nei 5 minuti iniziali, anche se insomma un gol è ancora troppo poco, ricordo. Vallazza, subito l'assistenza verso Alverà, 12 secondi al termine, scambio con Sanna prova il tiro, idea c'era buona, anche un buon tiro, para Jay Smith e non trattiene, purtroppo non arriva il rebound, 3 secondi al termine, prova il tiro dalla lunga distanza, Villait ovviamente riesce a difendersi Martino Valdarin senza nessun problema. Finisce qui un bellissimo primo tempo con un Cortina che vediamo pimpante, sicuramente molto meglio rispetto alle 2 partite giocate, quindi si vede che inizia a servire il fattore gioco, il fattore partita, la mentalità di andare ad affrontare un match vero e proprio, due partite, la prima discreta, la seconda non proprio così bene a Fassa, con un risultato che premia gli avversari che hanno giocato decisamente molto meglio rispetto alla squadra ampezzana sul ghiaccio dello Scola. Fassa che si porta a casa i 3 punti, questa sera il Cortina deve rimontare 4 reti dell'andata, ricordo dello scorso 3 ottobre, impresa difficile ma il Cortina c'è e questo ci fa ben sperare. Ritornate tra 15 minuti con lo streaming su Hockey Cortina /streaming, ovviamente se non vi siete ancora registrate fatelo immediatamente, €7,50 solo per vedere la partita, oppure se non avete la possibilità di vederla c'è la radio con Radio Cortina, sempre con il sottoscritto. Noi ci sentiamo dopo, grazie alla regia. 21:16, la rinnovata buonasera da Luca Zanini Cedelli sullo streaming di Hockey Cortina /streaming, ovviamente per vedere la partita registratevi, pagate questo esiguo prezzo del biglietto per vedervi lo spettacolo
Se non l'avete ancora fatto, d'ora in poi secondo e terzo tempo e ovviamente eventualmente l'overtime si sente in diretta su Radio Cortina. State ascoltando la mia voce per seguire il match tramite le frequenze della Radio delle Dolomiti come di consueto. È tutto quasi pronto per il secondo periodo nella sfida di recupero del ritorno di Return to Play all'andata il 3 ottobre scorso. Il Gardena vinse sul ghiaccio di casa per 6-2, quindi Cortina deve ribaltare il risultato di il passivo di 4 reti. Cortina in vantaggio di 1-0 dopo il primo periodo. Cortina convincente, pimpante nei primi 10 minuti, ma comunque preciso e attento e a quanto anche bello da vedere. Anche qui una bella giocata per un Pietronino molto attivo, se ne va a Chad, si ferma, perde il disco ma riesce a ricontrollarlo, prova a tenerlo nell'angolo. Match iniziato da 30 secondi, prime linee sul ghiaccio, quindi McGowan, Sulman, Wilkins, d'altra parte Cazzola che prova a mettere un disco verso Christopoulos, passaggio non perfetto, se ne va adesso Michael Sulman, riconoscibile per il baffo molto novembrino, tagliata la barba lunga. Cortina che gestisce il pack adesso in zona difensiva con il classe 2004 Enrico Lark, sempre preciso e mai senza mai correre un rischio, gioca pratico, è un chiaro prospetto questo Enrico Larker, schierato in prima linea anche per la mancanza di Michael Zanatta, un atteggiamento affidabile. Anche in questo primo periodo si è visto quanto bravo è questo giovane ragazzo. Ma Cortina che si sta muovendo molto bene. Arriva anche Alberto Colli, un altro giovane interessante difensore ampezzano, classe 2003. Giocato 1 minuto e 9 secondi, il risultato non cambia, 1-0 per il Cortina. Torniamo anche in diretta sulle frequenze di Radio Cortina con la buonasera a tutti i radioascoltatori. 1-0, quindi finito il primo tempo, ricordo si gioca da 1 minuto e 10 la seconda frazione. 1-0 per il Cortina ovviamente. Si complica un po' la vita dietro porta qui a Phil Pietroniro, poi viene steso al limite del regolamento, uno sgambetto, occasione per Tommasini, l'ex, che rischia il classico gol dell'ex. Buona la carica qui da Alberto Colli, si difende molto bene in mezzo agli uomini, bravo qui Alberto, disco fuori, alto per Marco Sanna, per un Cortina un pochino in affanno in questo cambio. Sanna prova a portare avanti il pack in maniera solitaria, poi viene assecondato da Adami, va in forecheck, comunque riesce a riprendersi il possesso del pack la squadra di casa. Rolling dietro porta per il possesso ampezzano con Alverà, disco concesso adesso a Cordiano che lo fa ancora girare per Andrea Moser, chiuso nell'angolo, sicuramente lo potrà lasciare a Barnabò, così avviene, ancora Moser, lo fa circolare per un Cortina aggressivo ora in questo cambio. Alverà chiuso qui in maniera pratica, diligente da Gardena, il Cortina che però riesce ancora a buttare il pack in zona con Max Cordiano, deve uscire Jake Smith, disco adesso ha provato ancora a essere buttato fuori, arriva la conclusione di Cordiano che cercava la stecca volante di Alessandro Zanatta. Barnabò sull'angolo a seguire, raccoglie ancora Andrea Moser si difende bene qui, mette il corpo per difendere il pack, fa tutto molto bene. Alessandro Zanatta lo asseconda, però esce ancora pulito il Gardena qui bene dalla manovra offensiva con Tommasini prova l'ingresso in zona al limite dell'offside, aveva fatto tutto bene l'ex ampezzano. Cordiano finta il retropassaggio verso l'Archer, adesso lo cerca, lo trova, servito Manuele Larcher, Alessandro Zanatta per un chip-in verso la corsa di Toffoli, Zanini Cedelli al centro, Toffoli prova a deludere la marcatura, Zanini Cedelli da terra, prova ad allungare il disco, qui ancora però il Gardena a uscire bene, anche se c'è l'intromissione di Zanini Cedelli, prima linea gardenese contro la quarta Pezzana, buono il servizio volante qui di Luca Zanatta per De Toni, Zanini Cedelli si corregge il disco con i pattini, si allarga, si stringe adesso verso l'esterno, poi pack sulla blu per Zanatta, prova la conclusione, c'è il block shot da parte di McGowan, Zanatta ributta il disco in zona, dovrà raccogliere Villite, suggerimento esterno per Sulman che lo allontana ma non è trattenuto all'interno della blu da parte di Larker. Il Cortina va a cambiare, giocati 3 minuti e mezzo, 1-0 per il Cortina che deve cercare assolutamente di arrivare ad essere più aggressivo, di trovare più occasioni verso la porta di Jake Smith, anche se non sta giocando male, ma il Gardena sta facendo decisamente meglio con questa occasione, fermata dall'ottimo Pucek, bastone fuori ma penalità per un gancio col bastone di Chad Pietroniro, ha trattenuto il giocatore che si stava avvicinando in maniera pericolosa verso la porta di Martino Vadarin, poi Martino Vadarin è riuscito a metterci il bastone proprio in progressione, il classico pack
Pukček, chiedo scusa, abbassando il bastone raso ghiaccio per fermare l'iniziativa avversaria nel dribbling che ha provato l'attaccante gardenese. E attenzione, alto power play, quindi qui si rischia molto. Dalla blu il tiro di Joel Brugnoli, esterno, Adami controlla e libera con la sua esperienza. Power play Gardena, ricordo, 4 minuti e 10 giocati. Special team secondo, quello messo da Evin Costner sul ghiaccio, con Costner, se non sbaglio, Tommasini e Senoner. Andiamo poi a leggere bene i nomi, ovviamente sulle maglie di gli uomini sul ghiaccio delle Furie. Disco buttato al centro, occasione qui, non c'è nessun tiro, si chiude bene qui Cortina con Phil Pietroniro che prova a allontanare, non ci riesce, c'è l'aggressività del diamante rosso-blu. Circolazione del disco, potrebbe arrivarci Adami, ma in anticipo sbaglia però l'intervento qui clamorosamente il giocatore gardenese, concede quindi a Cortina di respirare quel poco per poter rialzare il baricentro. Bravo Cazzola qui, numero da circo, raccoglie il disco, poi con il rovescio del bastone lo allontana con una volée ben riuscita. Deve fermare tutto Jake Smith, la ripartenza gardenese affidata a Villait sullo scambio con Wilkins, chiuso ancora da Cordiano. Attivissimo Cazzola che va a recuperare il pack, lo consegna a Luca Zanatta, può liberarsi Giftopoulos, lo vede Luca Zanatta, passaggio un po' avventato. Bravo qui Cazzola a rubare un disco al centropista, vediamo se riesce a essere produttivo nella sua azione o almeno a perdere secondi importanti. Ci riesce Mike Cazzola, addirittura abbandona il terzo perché è più importante perdere secondi nel penalty killing che andare a rischiare di forzare troppo la porta di Jake Smith con l'uomo in meno. Ancora Gardena con 12 secondi di power play, McGowan dietro la gabbia per Sulman. Ancora bravo Giftopoulos qui che non si fa assolutamente intimorire dal back check avversario, porta a spasso l'intera difesa. Giftopoulos lo butta a ritroso per un Cortina che alla fine esce vincente da questo penalty killing, lo uccide il power play gardenese senza troppe problematiche. Banabò prova la conclusione, non male, un pochino sopra la testa ma forte angolata. Pietroniro rischia un pochino qui e lascia un break agli avversari in una situazione che poteva gestire sicuramente meglio. La ripartenza per un offside qui del Gardena, forse almeno sembrava, un tiro di Knocker che finisce tra le braccia di Martino Valdarin. 6 minuti e 22 secondi giocati, Cortina 1, Gardena 0, questo è il risultato ed è il parziale del primo tempo. Ed è così ancora fisso sul tabellone questo risultato in questi minuti iniziali della seconda frazione, della frazione centrale. Ricordo che Cortina deve recuperare 4 reti della partita di andata, persa 6-2 al Pranives di Selva di Val Gardena. Salutiamo con questo anche il nostro amico e collega Stefano Zanotti. Bene Cordiano, come sempre per Emanuele Larcher, prova a mettere un disco a seguire, non era facile con il rovescio del bastone, però ancora un Cordiano a chiudere sul giovane Paratoni. La ripartenza pezzana non precisa, ma in qualche maniera il pack arriva nel terzo. Alverà, buono il passaggio per Sanna, buona la combinazione per Adami, tutto fatto molto bene. Cordiano che azione a pezzana, mancava proprio il tocco definitivo di Alverà davanti porta, ma grande azione dei bianco-blu qui. Sembra aver trovato un assetto molto equilibrato delle linee questa sera il coach Macciacca, con Adami, Alverà e Sanna. Attenzione però a non lasciare questi buchi per la conclusione, è a fil di palo ora da parte del Gardena che qui Cortina rischia molto. Cortina che si deve difendere e adesso con Zaria Cederi, buona uscita di zona del numero 60, il passaggio un po' troppo lungo per Sanna che non raccoglie. Gluck e c'è uomo in più sul ghiaccio del Gardena, quindi penalità alla panchina gardenese se non vado errato. Vediamo, mi pare stesse indicando, sì, gli arbitri sono proprio rivolti verso la panchina Gardena. Inquadrato Luca Zanatta, pronto per lo schieramento del power play dello special team, con inquadrati Pietroniro, Cazzola e Giftopoulos ovviamente al face off. L'ex giocatore dei Five Flyers nel campionato britannico, ricordo, fermo, mai partito, cancellato ancora prima dell'inizio la stagione nella Elite Ice Hockey League inglese. Power play per il Cortina dopo 7:25.
va a accomodarsi nella panca dei cattivi il giocatore gardenese, reo appunto del fallo, non contento però comunque ovviamente della decisione arbitrale, è Senoner. Ingaggio di fronte Cazzola a McGowan, 84 punti per lui nella scorsa stagione, parlo di Bradley McGowan. Power play a Pezzano, Christopoulos, lo scarico sulla blu per Zanatta, largo per il tiro, provato subito da Phil Pietroniro, non ha fortuna, ma Cortina riesce a mantenere il possesso nel terzo. Ancora Remy verso Mike Cazzola, lo scambio, Christopoulos sempre nella medesima posizione, a lui poi congeniale, almeno per lo schema. Phil Pietroniro, la botta, il 2-0, è il 2-0 del Cortina con Phil Pietroniro che arriva alla sua doppietta personale dopo averne fatte 3 in una partita contro il Viterbo in pre-season. Mancava ancora l'appuntamento con il gol, giocatore dotato di un grandissimo tiro, sembra aver aggiustato la mira questa sera a Phil Pietroniro rispetto ai 2 match precedenti e trova la marcatura questo raso terra. Phil Pietroniro numero 37 per il 2-0 a Pezzano a 7,50, tutto molto bene, ma stiamo cauti, stiamo calmi perché la partita è ancora lunga. C'è da centellinare ovviamente il tempo, non avere fretta, ma sicuramente riuscire a portarsi su un vantaggio sul Gardena importante per non avere poi la paura di dover subire il ritorno, che ci sarà per tutti i 60 minuti ovviamente, ma avendo un gap più importante ovviamente nella parte iniziale del match può consentire ai giocatori pezzani di giocare in maniera più tra virgolette rilassata, anche se ovviamente si può giocare rilassati mai a hockey su ghiaccio ovviamente, soprattutto quando si devono recuperare 4 marcature, ma il Cortina sta giocando proprio la partita per poterlo fare. Il forecheck di Tommaso Alvarà su Tommasini e la ripartenza della seconda linea gardenese che sbaglia tutto per un icing, anzi per un offside troppo lento, l'ingresso in zona da parte di Patrick Knocker. Si cambiano le linee sul ghiaccio. È il turno delle terze linee, quella gardenese con Meisner, Gluck e Paratoni, quella ampezzana con Moser, Zanatta e Barnabò in attacco, in difesa Cordiano, Emanuele Larcher, in difesa per il Gardena Senoner e Villait. Roster un pochino corto quello del Gardena, con un solo elemento disponibile per la quarta linea, è il giovane Figel. Villait lascia scorrere il puck qui per Senoner, chiuso, puck però non controllato dalla difesa pezzana, arriva la conclusione, attenzione alle deviazioni, toccato proprio il puck dal giovanissimo Paratoni e il disco ancora consegnato a lui, il numero non riesce a concludere comunque il ragazzo gardenese, per un Cortina un pochino distratto qui, direi molto distratto, ha lasciato 2 occasioni a Paratoni. Cordiano, bravo qui Alessandro Zanatta, riesce a saltare un paio di uomini, poi esagera, regala il disco a Sulman per un break che è una grandissima occasione, per la grande parata di Martino Valdarini in 2 tempi, anzi grande parata, questo è il big save di Martino Valdarini. Alessandro Zanatta ha fatto bene la prima cosa, ma non ti puoi concedere di provare un secondo dribbling nel tuo terzo, già uno è molto rischioso, il secondo è difficilmente, se non sei, parliamo in termini della qualità di questo hockey, del nostro hockey, se non sei Christopoulos, se non sei McGowan, non puoi farlo, con tutto rispetto per Alessandro Zanatta, e qui ha sbagliato decisamente. La prova è stata che il Gardena è andato vicinissimo a un gol che sarebbe stato veramente una brutta tegola per i Pezzani. Riparte break con Pietro Liro che prova a saltare, addirittura anche Jake Smith che perde il bastone, poi il disco che prende una deviazione di un pattino gardenese, rischia di compromettere la gabbia di Jake Smith che senza bastone riesce a chiudere le gambe, quindi ottima parata, anche se il disco non era violento il puck, ma comunque la deviazione poteva sorprendere non poco il portiere ex Bolzano. Siamo arrivati quasi a metà match, almeno dei 60 regolamentari. Ingaggio proprio di fronte a Jacob Smith, alla sua sinistra Mike Cazzola, e indovinate chi c'è dall'altra parte? Bradley McGowan. Pronto al face-off l'arbitro, soprattutto pronti i giocatori. Disco scagliato, puck vinto dalle Furie Rosse che escono in maniera precisa. Sulman prova a saltare Luca Zanatta, viene chiuso, disco che poi viene catapultato verso il centro, sempre da parte di Sulman verso McGowan, bravo qui Larcher che chiude in 2 tempi,
e poi vediamo se riesce a portarlo fuori. Pac che si impenna, finisce sulle reti di protezione, ci sarà ingaggio in zona difensiva per il Cortina, c'è un tocco di Nastea Campezzana. (10:24 da giocare), un salto nelle altre arene della Alps Hockey League questa sera attive. Uno pari è il risultato tra Vibiteno e Lustenau, e invece Fassa vince la gara di andata del return to play da recuperare l'intera sfida contro l'Asiago, vince all'Odegar 5-2. Ottimo risultato per i ladini che continuano il loro momento fortunato. Pietro Niro rimane a terra, brutto colpo per lui, arriva il fischio arbitrale. Zardini Cedelli, buona uscita di zona, buono il passaggio in uscita per Edgar De Toni, disco dump angolato, ancora Zardini Cedelli forse ad arrivarci, arriva prima il Gardenese, arriva l'assistenza però di Toffoli, recupera il pack adesso Edgar De Toni, ecco l'ex Alleghe, nome importante sulle spalle, il numero 60 del Cortina. Zardini Cedelli lascia il disco a Cordiano, anzi a Phil Pietroniro. Phil Pietroniro vuole Edgar De Toni, lo trova, il passaggio non è preciso sui pattini però del 45. Ancora Phil Pietroniro, un po' lenta la manovra ampezzana ora, devono muoversi un po' di più il giocatore del Cortina. Vuole il pack, Zardini Cedelli si allarga, potrebbe provare la conclusione, non accompagna Sevilla, prova il tiro di polso violento sul primo palo, bloccato a Jake Smith, arriva anche il commercial black. Diamo la linea alla regia. Macchine, utensili, strumenti di misura. Abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Fervi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su fervi.com. Torniamo attivi dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio nella tribuna stampa per lo streaming sul sito di Hockey Cortina, ricordo /streaming, guardate la finestrella a destra per collegarvi e vedere la partita dal vivo, ed è un bel match da non perdersi. Ricordo, è anche l'unica maniera di vedere la partita. Se volete esclusivamente ascoltarla, non avete la possibilità di vederla tramite il vostro schermo, c'è Radio Cortina, sempre con il sottoscritto. Dovete sopportarmi in entrambe le occasioni, ma ancora questa sera per 30 minuti sicuri, 9:32 al termine del secondo tempo e poi il terzo tempo per altri 20 minuti, e ovviamente l'eventualità dell'overtime il Cortina dovesse arrivare al 60esimo con 4 gol di vantaggio, sono due, ancora 2 gol. Il Cortina è sulla strada buona, ma incrociamo le dita e non diciamolo troppo forte. Il Cortina comunque sta giocando bene, questa è la cosa più importante. Il Cortina che sembra aver trovato degli equilibri questa sera, una quadratura del cerchio, anche se presto per parlare di appunto, però comunque decisamente molto meglio rispetto alle due partite che vi abbiamo raccontato, quella tramite lo streaming dall'Olimpico con il Fassa giovedì scorso e quella tramite solo la radio dalla Val di Fassa per il ritorno del match, giocato veramente molto male dagli ampezzani. Questa sera una squadra totalmente diversa, nonostante le assenze di De Zanna, di Mike Zanatta e di Hanson Cotton. Cortina che guadagna un pack in zona, Cordiano fa tutto molto bene, Cordiano prova la conclusione qui, forzato un attimino, c'era Barnabò libero, anzi Tommaso Elverà nell'angolo alla destra di Jake Smith libero, disco non arriva però a destinazione, c'è una stecca di Troppoli a interrompere la traiettoria del disco. Ingaggio alla destra di Jake Smith, Andrea Moser di fronte a Bradley McGowan. Ricordo 84 punti per lui l'anno scorso, ma per il suo partner in crime, per il suo complice Wilkins ancora meglio, 86 punti. Come non puoi confermare due giocatori così? Devi fare qualche sacrificio economico, sei costretto a farlo, non puoi lasciare andare due giocatori che hanno fatto la stagione del Gardena. Non da meno Sulman che adesso entra in zona, segue il disco McGowan, altra grande parata qui, McGowan lasciato colpevolmente solo, va a colpire a botta sicura, ma ancora un Martino Valdarin qui monumentale con la grande mano, riesce a parare, non a bloccare, ma era sufficiente fermare la conclusione. Break per il Cortina, Moser le finte, Moser con la il bastone, arriva vicinissimo al gol Andrea Moser con una bella azione personale con il backhand, colpisce basso, c'è offside, non c'è il fischio arbitrale, quindi non c'è offside, conclusione verso l'interno. Martino Valdarin ci mette il gambale, bravo qui con il corpo, molto bene la mossa difensiva di Barnabò che usa il corpo prima del bastone
Ma attenzione al break gardenese, James Smith allunga il disco verso Sulman, verso McGowan, Villite, ancora scambio con Michael Sulman, disco che si impenna, arriva nell'angolo, lo va a recuperare adesso Joe Toffoli, deve solo metterlo fuori, in qualche maniera ci riesce, Pietrolino però è lontano dalla traiettoria del disco, la pressione su Brugnoli, lo scambio ancora dalla prima gardenese, ricordo un Gardena che ha 3 linee, quindi il Cortina continua a giocare a 4 cercando di spezzare un attimino il ritmo e di fare affaticare Costa e compagni. È proprio Costa ora, tenta il servizio rapido, anzi no, Carosello dietro porta, Ballazza prende la strada sbagliata, lascia l'anticipo da parte del difensore avversario Tomasini, seguito ancora da Ballazza, Tomasini per la conclusione, para Martino De col gambale, Toffoli controlla il pack, Zanino Cerelli prova a trattenerlo cercando un ingaggio in zona per non rischiare nulla, visto il momento di leggera difficoltà del Cortina a non prendere soprattutto il possesso del pack, arriva anche la conclusione di poco a lato. Qui c'è la penalità ai danni di Phil Pietrolino per gancio col bastone, si lamenta Phil, ma è un po' la causa, è comunque il risultato di un cambio giocato troppo in maniera difensiva e costretta ad essere difensiva e in affanno. Questo cambio a un Pezzano è quindi costretto Phil Pietrolino al fallo che è più di stanchezza quasi che di necessità vera e propria. Dietro porta aggancia un giocatore, situazione e zona del campo dove non si dovrebbero compiere certe scorrettezze, ma appunto sappiamo come tanti fattori come quelli appena accennati possono appunto cambiare le dinamiche. Powerplay Gardena, McGowan, largo per Wiggins, c'è un tocco della stecca di Luca Zanatta che fa impennare il pack all'esterno del rettangolo dell'Olimpico. 6-12 a giocare nella seconda frazione, Cortina in inferiorità numerica, ma Cortina 2-0 avanti, ancora 2 gol da recuperare, la strada è giusta. Ovviamente i powerplay sono una minaccia, i powerplay concessi agli avversari sono una minaccia costante, perché sappiamo anche benissimo della forza della special team gardenese. Bravo qui l'uscita di zona, il Cortina con Remi Griptopoulos, prova a saltare con una cravatta in mezzo alle gambe, Knocker non ci riesce, va bene così, bisogna recuperare adesso la posizione, cercare di difendersi da Sulman e compagni. Sulman esagera qui nella prospettiva offensiva solitaria, va a rovinare un pochino le idee del suo special team, deve riprendere tutto ancora in mano il Gardena, riprovare a ripartire dalla neutra. Knocker prova a saltare Griptopoulos, anzi Cazzola, bravo a chiuderlo, buona partita questa sera di Mike Cazzola finora, decisamente concentrato, attivo, bravo in fase difensiva, qui bravo a saltare un paio di uomini, prova anche la conclusione e trova l'ingaggio in zona, bravo Mike Cazzola. Obiettività, avevamo espresso pareri negativi sabato sera in radiocronaca dalla Giamario di Scola di Val Gardena su un giocatore che sembrava a tratti svogliato, ma forse era un po' tutta la squadra stanca, rassegnata, mentalmente spenta. Questa sera c'è da dire che Mike Cazzola sta giocando forse possiamo dire finora uno dei migliori di Appezzani, se non possiamo togliere anche il forse. Ancora 47 secondi da scontare per il più vecchio dei fratelli ex Asiago, ex Migros, De Pietro Niros, Galassiti. Cerca il dump angolato dietro porta, trova la stecca di Alverà che allontana male. Disco concesso con i gardenesi, prova in direzione volante Tomasini, non gli riesce. Galassiti raccoglie dall'altra parte. Moser non va a caricare, anzi Alverà saggiamente, visto che si gioca in 4 ancora per 22 secondi. Bisogna cercare di non far concludere gli avversari verso la porta di Martino Valdarini. Ci proverà Villite, anzi no, ci prova Tomasini, chiuso molto bene da un positivo Tommaso Alverà che la lancia. Pietronino vuole ancora Alverà, ma si addormenta, poteva scegliere, aveva 2 opzioni dopo l'ottimo servizio di Alverà, quello di andare da solo o servire immediatamente proprio il primo assistente, e invece ha scelto la strada più sbagliata, quella di temporeggiare e poi ovviamente matematicamente essere chiuso. Occasione per il Gardena qui al termine del power play, rischia poi Cortina. Phil Pietrolino appena rientrato prova a lanciare lungo verso Luca Barnabò che si catapulta per cercare di andare a creare forecheck. Il Gardena lontana ma male il disco qui con Joe Brugnoli. Enrico Larcher
per Barnabò, ingresso in zona di Barney, assiste dall'altra parte per Moser si allarga, aspetta il momento opportuno per trovare il corridoio giusto per servire un compagno, trova l'angolo della porta, Luca Zanatta non preciso qua, riesce comunque a recuperare il disco, poi lasciato i gardenesi con McGowan, Wilkins largo, salta Zanatta con rovescio bastone, Wilkins, numero da circo, spinorama ai danni di Alessandro Zanatta, riesce ad andare anche a colpire verso la porta di Martino Valdarin, ancora Wilkins sulla Blooper Villite, attenzione, prima linea gardenese, c'è da temere la squadra del Gardena, ma come abbiamo detto c'è da temere la prima linea del Gardena, soprattutto per quanti punti ha fatto, per la forza, per la bravura di giocare insieme, per la confidenza che hanno questi giocatori. Larker, 3 minuti al termine, continua a prova a spingere con la prima linea, Giftopoulos statico, lascia il disco a Cazzola, Cazzola si allarga, Cazzola sopra il secondo incrocio dei pali, di poco veramente alto questo disco di Mike Cazzola. Pietro Niro, la ripartenza solitaria del numero 37 Ampezzano, dampangolato ma attaccanti un pochino attardati per un Cortina che comunque riesce a tenere dentro il disco almeno per un attimo. Pietro Niro si trova il pack sotto le sue gambe, lo lascia a Remi Giftopoulos con le sue lunghe leve, riesce a difendersi dall'assalto di Gluck sulla Blooper Vallazza preferisce la soluzione più giusta, quella di far circolare il disco lungo la balostra. Qui Mike Cazzola non riesce a raccoglie però Pietro Niro, Cazzola lascia scorrere, 2 minuti e 17 al termine, assistito da Giftopoulos. Cazzola però non ha felice controllo, ancora Giftopoulos largo, nell'angolo assista Jake Smith, Cortina che sta presidiando il terzo difensivo del Gardena in maniera costante in questo frangente, ma non riesce ad andare a trovare la conclusione, che sarebbe ovviamente il frutto di tanto lavoro. E c'è l'icing del Gardena, quindi ingaggio in zona difensiva per Kostner e compagni. Qui Paratoni ripreso un pochino da Villite per alcune dinamiche tattiche non ben assecondate secondo il mio parere. Giustamente il saggio e non più giovane Villite, con tanta esperienza sul ghiaccio, dai consigli al giovanissimo Paratoni. Cordiano, numero proprio su Paratoni, ancora Max Cordiano, deve gestire il pack, giocarlo con calma, lasciarlo adesso all'Alverà, prova il tiro del Verà, non c'è nessuna deviazione importante davanti alla gabbia, disco però ancora attivo, lo scambio tra Adami e Cordiano dentro la gabbia, tenta la soluzione centrale, rischiando un po' per un break avversario. Bravo qui Emanuele Larcher a tenere dentro il disco, lasciarlo a Marco Sanna, deve cercare di non compiere qui il fallo di trattenuta. Bravo, combinazione Adami, cicca la prima conclusione, ma è lì il buon bombo. Larcher è chiuso, deve cercare un corridoio che arriva, ma arriva anche la parata di Jake Smith nel traffico nello slot, riesce con la lente di ingrandimento a vedere dove va questo disco e a fermarlo. 1:12 al termine, 2-0 Cortina, ricordo i gol sono quelli di Phil Pietroniro nel primo tempo dopo 1 minuto e 30 e nella seconda frazione dopo 7:50. Andrea Moser al face off di fronte a McGowan, ingaggio vinto da Aldreo. Luca Zanatta prova la conclusione sul corpo di un compagno, del fratello, contropiede fermato ancora da Luca Zanatta. Larcher per Ale Zanatta, disco portato dentro, Jay Smith mette fuori il bastone, lo dovrebbe allontanare, tergiversa un po', rischia anche molto, però concede un'ottima occasione di break ai suoi, se ne va come un treno qui McGowan su Luca Zanatta, McGowan, e arriva il gol, velocissimo McGowan, arriva il gol che non ci voleva a 49 secondi dal termine. Ha fatto tutto McGowan, è riuscito a saltare Luca Zanatta, si è ripreso il disco e in maniera rapidissima, una esecuzione rapidissima, ha suggerito verso Sulman davanti alla gabbia. Non sappiamo se il disco si sia infilato senza la deviazione del giocatore ex Egna oppure ci sia stato proprio il tocco dell'ex barbuto attaccante per il gol del 2-1, e questo non ci voleva perché il Cortina stava finendo bene, poteva andare al terzo tempo con 2 gol di vantaggio e invece molto probabilmente sarà solo un gol di vantaggio e altri 3 da recuperare in soli 20 minuti. Cazzola, vediamo cosa riesce a fare Mike Cazzola, prova ovviamente in questi ultimi secondi a rimettere il parziale come era fino a 10 secondi fa. Phil Pietroniro, Cazzola recupera il disco, Phil Pietroniro non ci arriva, ancora un po' tutto
cercato con molta insistenza, con molta volontà di Ampezzani, ma con, non dico poca precisione, di fronte c'è un avversario ovviamente. 18 secondi al termine, Gyptopoulos nell'angolo con Pietro Niro, disco nella mischia, esce bene qui McGowan, disco recuperato da Gyptopoulos, poteva essere una buona occasione, attenzione al break, 5 secondi al termine, è poco ma non è pochissimo, McWickins però mette il disco al centro, arriva la sirena e si conclude qui la seconda frazione. Il Gardena arriva ad accorciare le distanze e questo è un grande risultato per il Gardena, che a 49 secondi dal termine del periodo riesce a dimezzare lo svantaggio nei confronti del Cortina, che, ricordo, adesso deve segnare ancora dei gol per arrivare all'overtime, lo sapevamo, ma erano tra virgolette solo due nel caso il periodo fosse finito 49 secondi prima. Purtroppo ci ha pensato McGowan a dare iniziativa a questa occasione e a segnare anche il gol, come ci viene confermato dal tabellino, per il 2-1. Quello del Cortina adesso deve trovare 3 marcature in un periodo per arrivare ovviamente all'overtime. Non è impossibile assolutamente, visto il Cortina come sta giocando questo match, ma ricordo, il compito importante resta ovviamente un po' più complicato rispetto a come poteva andare se il Cortina fosse riuscito a mantenere questo doppio vantaggio con gli ultimi 20 minuti da giocare. 7 secondi all'inizio del terzo tempo importantissimo, più che importantissimo, fondamentale. La buonasera ancora a tutti radioascoltatori e telespettatori del nostro streaming Hockey Cortina /streaming, per vedere la partita sui vostri schermi, per ascoltarla come di consueto su Radio Cortina se siete già all'ascolto o se siete già in visione. Buon terzo tempo a tutti voi. Cortina che ha subito il gol, ma attenzione, Cortina che inizia subito bene, qui c'è il fallo, inizia subito con un'occasione di power play dopo 10 secondi. Cortina che ha subito 46 secondi, poco meno dal termine del secondo tempo, il gol di Gardena. Unico momento in cui McGowan è stato lasciato libero di agire, è riuscito ad infilare la porta di Martino nell'arena. Non un tiro irresistibile, ma la velocità di esecuzione dopo una finta, dopo aver sorpassato Luca Zanatta, ha cercato Sulman, che non ha neanche forse avuto il tempo di mettere il bastone sul lungo angolo. Martino Mandarina sorpreso perché ovviamente si aspettava probabilmente anche una deviazione, ma gol ineccepibile, nessuna colpa ovviamente a numero 11 Ampezzano, che ha giocato finora un grandissimo match, ha salvato la porta del Cortina in più di un'occasione, anche se il possesso e se la gran parte del gioco l'ha fatta il Cortina in questa partita, come doveva essere del resto, perché il Gardena può amministrare 4 gol di vantaggio, un Cortina che inizia malissimo questo power play. 30 secondi buttati via, qualche urlo di gioia anche dalla panchina gardenese, ma attenzione che il karma è sempre lì, quindi non bisogna gioire troppo presto e speriamo sia un buon segnale per un Cortina che però continua a gestire male questo power play, e ancora urla di gioia dalla panchina gardenese, che si sentono ovviamente in maniera nitida vista l'assenza di pubblico. McGowan e Sulman sul ghiaccio per questo penalty killing gardenese. D'altra parte un Cortina che in un minuto di uomo in più non è riuscita ancora ad arrivare alla conclusione. Mike Azzola si butta il pack avanti, se lo va a prendere ai danni di Tommasini, lo gestisce per il fil Petroniro sulla blu, anzi lo ferma prima di tutto Remi Gyptopoulos, lo serve ancora Mike Azzola largo che non raccoglie. Cortina che ha iniziato in maniera aggressiva, acquistando subito la possibilità di giocare 2 minuti con l'uomo in più, ma li sta gestendo malissimo. Era l'occasione ed è ancora per pochi secondi l'occasione, ma insomma, i segnali non sono buoni da questo power play per arrivare veramente di nuovo al doppio vantaggio. Ancora 32 secondi da scontare per Villait sulla panca dei cattivi e ancora 3 gol da recuperare per il Cortina di vantaggio sulla Gardena per riuscire ad arrivare all'overtime. Un Gardena che adesso prova a allontanare, arriva al secondo special team Ampezzano. Il primo aveva fallito completamente il tentativo di forzare la porta di Jake Smith. Vediamo cosa fanno Adami e compagnia in questa seconda parte del power, perché però se ne sta per andare. Moser sulla blu, 2 errori, 3 errori e poi alla fine deve desistere. Non proprio errori, è stato costretto a commetterli per l'opposizione importante sulla blu. Qui poco precisa la combinazione Barnabò-Alverà. Arriva la terza ampezzana, un po' cambiata, con Zardini e Cedelli. Barnabò
riesce a tenere il disco dentro Larcher, lo fa circolare a favore di Alessandro Zanatta, lo va a prendere Zarini Cedelli qui nello spazio. Il numero 60 Ampezzano prova ad andarsene da solo per Emanuele Larcher, passaggio preciso, Larcher il tiro, cerca la deviazione di Alessandro Zanatta, prova a combattere questo pack in mezzo agli uomini con Zarini Cedelli, ma escono vincenti i gardenesi che se ne vanno con Meisner, disco fermato in qualche maniera da Larcher ma non portato fuori. Meisner dietro la porta ancora seguito da Larcher, si ferma molto bene Meisner, gestisce bene il disco, lo mette al centro in terra di nessuno, ma il pack pericolosissimo lì nello slot, arriva alla conclusione, blocca Martino Valdarin, ci sarà il cambio, giocati 3 minuti e 10 secondi, Cortina butta l'aria, una grande occasione per tornare con 2 gol di vantaggio. Power play gettato veramente alle ortiche, gestito malissimo purtroppo. Questa sera però c'è da segnalare come Cortina abbia segnato il suo primo gol in power play in questa stagione, alla 4ª partita. Billite dalla blu, la botta smorzata da Chad Pietroniro, disco raccolto da Cryptopolus che cerca Cazzola, lo trova, buon controllo del numero 13, alza la testa il canadese, si gira molto bene, servizio per Chad Pietroniro nell'angolo, cerca lo scambio, il cycling qui con Cryptopolus, sulla blu Cryptopolus ancora per Cazzola. Cortina gestisce bene il pack, Cazzola prova a trovare la stecca di Chad Pietroniro, la trova, deviazione però non vincente, Zanatta, anzi Larcher, tiro deviato, ingaggio in zona, deviazione di una stecca gardenese. Il Fassa ha vinto ad Asiago per 5-2 dicevo, mentre l'altro risultato dell'unica partita ancora attiva, quella della Vain Stefano Areva di Vipiteno, il match, siamo arrivati all'inizio del terzo tempo anche nell'Alta Atesina, 1 pari tra Broncos e Lustenau. Adami al face-off alla destra di Jake Smith. Vinto l'ingaggio dal capitano dietro per Phil Pietroniro, le finte, prova il tiro, deviazioni, traffico da Tergo Sanna, prova il numero della Pantera Ballazza, forse un po' troppo forte questo disco, nessuno riesce a raccoglierlo, deve forzare qui Alverà, buono qui Alverà, riesce comunque a tenere il baricentro alto ma non di possesso, disco portato alto, lo raccoglie l'ex South Shore Kings, squadra di Miccioli, esperienza americana per il numero 28 Ampezzano nella passata stagione, classe 1999. Tomasini chiuso in balaustra da Vallazza, ancora però in possesso, arriva anche ad Almanforte qui Phil Pietroniro, riesce a uscire vincente dalla mischia proprio quest'ultimo. Alverà con rovescio del bastone verso Sanna, dump nell'angolo, tocca il disco Jake Smith per cercare di deviarlo sui cristalli, rimprovera un pochino con se stesso per aver toccato il pack con la stecca un po' troppo angolata, quindi direzione che va oltre i cristalli e colpisce la rete, e quindi un ingaggio che non avrebbe mai voluto Jake Smith nel suo terzo. Con la terza linea pezzana, Moser, Zanatta, Barnabò, Larcher, Cordiano in difesa. Ingaggio vinto, non gestito bene dal Cortina, comunque riesce a tenere possesso Cordiano, l'uomo di Sarone, il tiro di polso, non vede tanto Jake Smith ma il disco che si infrange sulla balaustra lontano dalla porta dell'estremo gardenese. Larcher in anticipo, però è costretto a poi retrocedere il Cortina a recuperare il disco con Alessandro Zanatta. Cordiano, passaggio un po' alto ma c'è una deviazione di una stecca, non c'è icing perché c'è una deviazione di un bastone rosso-blu. Meisner non raccoglie, Cordiano in terra di nessuno, intanto altri baricentro, poi libera il Gardena, ci sarà icing e io penso che adesso infatti cerchi anche di stringere le linee Ivo Macca, soprattutto per questo icing. Arriva sul ghiaccio la prima linea del Cortina, ovviamente prova le sue carte migliori, i suoi assi li butta sul tavolo. Adesso Ivo Macciacca cercando ovviamente di arrivare alla marcatura, o almeno a una, ma si deve arrivare a 3 marcature per sperare, ricordo, di andare all'overtime. All'andata finì 6-2 a Selva di Vagardena. Cazzola assistito bene qui Zanatta, Luca Zanatta, il tiro deviato da un pattino gardenese all'ultimo, era una buona conclusione raso terra, avrebbe trovato sicuramente qualche deviazione lì davanti porta. Remi Cryptopolus deve cambiare marcia, deve fare la differenza. Mike Cazzola è caldo, Remi Cryptopolus deve dargli una mano, dietro la gabbia, prova il numero, vediamo se tenta la Michigan, è troppo stretto. Mantiene il possesso
Il greco riesce a mantenerlo e poi a consegnarlo per un Enrico Lark che si propone in veste offensiva, riesce a deviare di quel poco il pack per Pietroniro gira la gabbia, Pietroniro ancora non arrivano conclusioni perché il Gardena si chiude a riccio nel suo slot. Qui sbaglia Pietroniro, Lark è assistito, deve retrocedere, concedere il disco ai suoi compagni che riprovano una progressione offensiva. Cambio adesso che deve arrivare perché la prima linea pezzana è un po' sul ghiaccio, non bisogna rischiare neanche in queste situazioni, forzare sì, va bene sugli uomini più caldi e gli uomini migliori, ma assolutamente non giocare stanchi e faticati contro la prima linea gardenese come sta accadendo adesso. Arriva infatti la conclusione sistematica di Wilkins, perché si rischia di subire adesso il forecheck della linea in questo momento più forte del campionato. Non ci si può concedere questo. Dalla blu il tiro deviato, finisce esterno, Cortina poi in affanno, va a prendersi il disco qui adesso Edgar De Toni. Edgar Toni vede Toffoli, lo prova a lanciare, Toffoli deve andare su questo disco, c'è la penalità della Gardena, prova Toffoli a mantenere il disco, non si può giocare con la penalità di ferita, arriva il tocco gardenese ed ora è palpa, ed ora è il momento di andare sul 3-1 assolutamente. Cortina adesso è il momento critico, è il lago della bilancia. Il Cortina, segnando ora in questo power play, può veramente sperare di essere ancora più convinto di andare a recuperare il pesante svantaggio subito in gara 1, anzi al match d'andata, chiedo scusa, altrimenti la situazione si complica anche a livello mentale, oltre che appunto di risultato, perché si manterrebbe così ovviamente. Vediamo cosa riescono a fare i ragazzi di Ivo Macca. Moser al face-off alla destra di Jake Smith, di fronte a lui, se non sbaglio, Patrick Tomasini, Gagiovito Aldreo, Adami sulla blu. Lo scambio proprio con Alverà ora. Alverà per Adami. Adami potrebbe trovare il tiro, ci ripensa, prova la soluzione difficile, infatti fallisce. Ancora urla di gioia della panchina gardenese, che ci stanno, per l'amor di Dio. Gioire per un errore di avversari in power play ci può stare, ma attenzione, potrebbero pagare caro prezzo queste premature esultanze. Martino Madarin non è iniziato bene il power play a Pezzano, si addormenta un po' qui Vallazza su Tomasini, gli lascia il possesso, 3-4 uomini a Pezzani che vanno alla cattura, alla caccia di questo disco, conquistato adesso da Alverà, chiuso però da Sulman, prova a ripartire Barnabò, un po' di confusione, tutti 5 uomini sulla stessa linea, se va a prendere adesso Cazzola, arrivano uomini freschi, Mike Cazzola aggira la gabbia di James Smith, disco per vie centrali ma troppo telefonato, può allontanare ancora il Gardena, recupera Martino Madarin, disco consegnato sulla spatola di sinistra di Luca Zanatta. Luca Zanatta in impostazione verso Cazzola, tocco breve verso Chad Pietroniro, ancora per Cazzola, impostato il diamante, Giftopoulos per Cazzola, Zanatta, Phil Pietroniro, Giftopoulos, controllo difettoso, Gardena può allontanare. Luca Zanatta a ritroso verso Phil Pietroniro, se ne va il Phil Pietroniro, vicino a lui Zanino Cedelli, va a prendersi il disco numero 60, gira la gabbia, fa bene, alza la testa, passaggio ben riuscito verso Phil Pietroniro, conclusione a fil di palo di Phil Pietroniro, ancora Zanino Cedelli sulla blu per Mike Zanatta, vuole il disco Giftopoulos, parata a mo' di pelle di leopardo di James Smith, deve costretto a uscire dai pali Martino Madarin, vuole il disco Zanino Cedelli che è in velocità, Phil Pietroniro in una seconda, prova a ripensarci adesso nella manovra di costruzione, il disco per Alessandro Zanatta verso il centro, verso Sanna che non raccoglie, ma il disco troppo lungo per lui, ancora Pac portato fuori, Cortina non buono in questo power play, è il secondo sprecato in questa terza frazione. Disco ancora per il numero 60 del Cortina, Zanino Cedelli all'impostazione, prova ad andarsene da solo, allontana il pack, va a cambiare, anzi rimane sul ghiaccio il numero 60, arriverà il commercial break alla prima pausa, ricordo, sul ghiaccio, Cortina che ha solo 10 minuti a disposizione per recuperare 3 marcature, ricordo del passivo che si porta sulla schiena
dalla partita appunto di Silva di Val Gardena. Cordiano prova a mettere fuori, con il disco recuperato da Zanini Cedelli, prova ad andarsene da solo, lascia il pack adesso l'Archer un pochino in ritardo su Tomasini, disco sulla blu, Cortina rischia un po' troppo qui anche con un cambio troppo lungo, non è riuscita a cambiare la squadra ampezzana in precedenza. 9:32 al termine, tiro dalla blu, para Martino Vaidarin, recupera il disco a Noah Zanini Cedelli, nel secondo tempo poi viene steso, poi lo va ancora a prenderlo con forza, gli viene portato via da McGowan, anzi Tomasini, disco che rimane lì pericolosamente fermo Martino Vaidarin. Sì, cambio lungo per gli ampezzani, hanno rischiato un poco, non c'era forse stato neanche il momento di andare a cambiare in precedenza. C'è il commercial break, diamo lì alla regia. Macchine, utensili, strumenti di misura. Abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Fervi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su fervi.com. 9:16 al termine di Santa regolamentari, torniamo anche live su Radio Cortina, si gioca il terzo tempo, Cortina avanti, sì, bene, ma non benissimo, perché ricordo bisogna recuperare le 4 marcature di svantaggio subite nel 6-2 alla partita di andata al Pranives di Selva di Val Gardena il 3 ottobre scorso, quindi più di un mese fa. Il Cortina era avanti per 2-0 dopo quasi 40 minuti, ma allo scadere del secondo tempo è arrivato il gol del 2-1 e Cortina ha buttato all'aria in questi 10 minuti iniziali del terzo tempo una doppia occasione di power play per poter tornare veramente a galla. Ora in 9 minuti Cortina deve riuscire a segnare 3 marcature, missione veramente impossibile anche per la squadra, pare un pochino stanca in questo frangente. C'è da dire comunque, al di là di come vada questa partita e quindi l'intera sfida, che Cortina ha giocato un buon match finora, soprattutto nei primi minuti, ma anche per gran parte dei 40 dei primi 2 tempi, decisamente giocando un buon hockey, con buoni fraseggi, con molta intensità, molta volontà, sbagliando poco. D'altra parte c'è un Gardena che ovviamente ha atteso il momento per colpire, ha rischiato. Il Cortina forse deve essere un po' più cinico, forse questo si può recriminare agli ampezzani, di essere stati poco cattivi nei primi, soprattutto 10 minuti, dove poteva e doveva forse trovare un vantaggio più consistente rispetto all'unica marcatura che ci ha lasciato dopo 20 minuti. Carica di Wilkins a Cazzola, c'è un altro power play e questa forse è l'ultima occasione per tornare in partita per il Cortina. Intanto c'è una penalità di ferita, l'Archer deve controllare, il Cortina può giocare con l'uomo in più fino a quando non c'era un tocco gardenese. Cazzola è lui che ha subito la penalità, sicuramente il migliore degli ampezzani questa sera. Christopoulos sulla blu per Pietro Niro, gestione del pack, Luca Zanatta, il controllo e poi arriva il tocco di McGowan, anzi di Wilkins, che non vuole assolutamente, non è d'accordo sul fallo a lui ha combinato. 8:24 al termine, continuiamo ovviamente a sperarci, siamo qui per questo, ovviamente lasciateci essere anche un pochino di parte, ovviamente siamo per lo streaming della Cortina e per Radio Cortina ovviamente, e di parte lo siamo, e quindi la speranza ovviamente che Cortina possa tornare in partita, possa arrivare all'overtime almeno. La distanza è molto lunga, ci sono ancora 3 gol da recuperare, il power play non inizia bene, sentiamo il solito urlo di gioia da parte della panchina gardenese, che fino a questo momento sta portando bene, però devo dire. Barnabò all'ingresso, scarico nell'angolo per Adami, arriva il Verà, buono lo scambio con Barnabò dietro la gabbia, si attarda un pochino Barnabò in assistenza verso il Verà e il Gardena può allontanare. Sta giocando un buonissimo pagno per Killing, c'è da dire, come Cortina ha giocato male, si può dire, il power play, non bisogna anche ricordare come d'altra parte ci sono 4 uomini che si sono comportati bene per riuscire a difendersi con l'uomo in meno. Vallazza tergiversa un po' col pack, si perde nell'angolo, riesce comunque in qualche maniera a recuperare il disco, ancora René, lo scarico sulla blu per Moser, ancora per Vallazza, passato centrale, non facile da raccogliere per Pietroniro,
largo per Cazzola, Critopoulos, ci manca il suo gol stasera. Lo scambio proprio di posizione anche con l'ex-5, il tiro al volo sul corpo, perché ovviamente il Gardena si stringe intorno alla gabbia di Jake Smith. Cazzola, quindi sono pochissimi spiragli per arrivare alla conclusione precisa. Questo è ok. Phil Pietroniro, bisogna trovare, appunto, di riuscire a scardinare la scatola. Questo è il power play, finora sempre precisa e attenta intorno alla gabbia di Jake Smith, si chiude molto bene. Phil Pietroniro, il tiro e gol, la tripletta, hat-trick giù il cappello. Phil Pietroniro trova l'incrocio dei pali, 6:49 al termine, Cortina 3, Gardena 1, solo così si poteva imbeccare con l'uomo caldo della serata. Avevamo detto sì, Mike Cazzola, il migliore probabilmente dei suoi, ma qui c'è da tirarsi giù il cappello. È una standing ovation che facciamo noi virtualmente, ovviamente, per Phil Pietroniro, difensore, 3 gol questa sera come aveva fatto in amichevole contro il Viterbo, tripletta finora importantissima. Si va sul 3-1 in 6:49, bisogna rimontare ancora 2 marcature per arrivare all'overtime. Noi ci crediamo perché non manca ancora parecchio, non tantissimo, ma 6:49, 2 gol si possono fare nell'hockey. Questo ovviamente è sicuramente possibile. Luca Zanatta, Zardini e Cedelli verso De Toni, caricato, però il puck viene portato avanti, Disco che si impenna e arriva a metà pista, raccoglie Larker che vuole ancora Zanatta, poi Larker. Enrico Larker si complica un pochino la vita qui, però riesce in qualche maniera a riprendersi il disco. Zania Cedelli prova ad andarsene qui da solo, il passaggio a seguire per Edgar De Toni, si lancia Zania Cedelli ma il disco gli viene suggerito lungo la banda, viene chiuso, forse il suggerimento interno era più indicato per andare a forzare un pochino la gabbia di Jake Smith. D'altra parte se ne va Tomasini, perde buon tempo qui nell'angolo, ricordo il Gardena anche dalla sua che deve perdere secondi importanti perché può amministrare ancora un vantaggio di 2 marcature. Ricordo 6-2 finita la partita in andata, qui il risultato di 3-1. La squadra che fa più gol nelle 2 sfide porta a casa i 3 punti per questo recupero di return to play. Alverà mette il turbo, lancia Adami, passaggio non preciso sui pattini, Adami deve andare a rincorrerlo, Sanna con lui, anche qui Adami un po' si lamenta, in effetti è un atto di torti, passaggio ancora sbagliato. Alverà, 5:32 il termine, ancora Alverà per Marco Sanna, mette il corpo, si allunga nell'angolo il puck, bisogna trovare qui la possibilità del possesso e poi arrivare al tiro. Intanto è importante mantenere il puck sulle proprie stecche. Alverà verso la stecca centrale di Adami, ostacolato, l'idea era buonissima, l'intuizione di Alverà. C'è stata l'opposizione del difensore gardenese, forse Adami non se l'aspettava. Phil Pietroniro, mattatore della gara, finora con 3 marcature. Allunga il puck in dump verso ancora Zardini e Cedelli. Disco allontanato dal Gardena, continua ad andare a difendersi adesso contro McCowan, Winkis e Sulman, anzi no, c'è Mesner, passaggio sbagliato di Enrico Larker, non c'è icing, può raccogliere il Gardena, pressione del Cortina che però non ha effetti, riparte il Gardena con un dump angolato, recuperato da Luca Zanatta, lo cede al giovane Larker, alza la testa Larker, servito Zania Cedelli, controllo non preciso, si va a prendere il puck, lo può portare avanti, la buttano nell'angolo, lascia la corsa per Moser fino nell'angolo, arriva anche McGowan, la mischia dietro la porta di Jake Smith, vediamo chi esce vincente. Zania Cedelli adesso in possesso del puck, lo lascia Moser, lo scarico sulla bru per Luca Zanatta, anzi non arriva il passaggio di Moser, la ripartenza della Gardena, è un po' tardato il Cortina, si chiude, Larker viene saltato adesso da Sulman che fa circolare il disco, 4 minuti, 2 gol da recuperare per il Cortina. Sotto di noi Bill Light sulla blu per Costa, tiro deviato, gran parata di Matteo Vaidarin, distinto col gambale di riporto. Chad Pietronino, Cazzola, continua ad alzare il baricentro, assolutamente andare a forzare, toglierei anche il portiere io a questo punto. Phil Pietronino, anzi Chad si perde nel suo dribbling a ritroso e lascia il break agli avversari che provano ad andarsene con Paratoni, anzi Mesner il tiro, para Matteo Vaidarin, qualcosa si deve concedere, questo è però bisogna anche andare a forzare, non concedere e basta. Cortina ci prova, ma adesso è un pochino più caotica la manovra del Cortina, meno chiara, meno lucida rispetto a tutto l'arco del match, ma ricordo 45-50 minuti giocati bene dagli ampezzani, ma che stanno concludendo bene. Buono qui il passaggio di Emanuele Larcher per Alverà che raccoglie il disco ma è costretto
adesso girare dietro la porta, le finte di Tommaso. Passaggio, servizio non riuscito, ma riesce a tenere dentro il disco il buon Tommaso verso Vallazza però si oppone qui Silva che lo controlla, riprende il disco ancora Alverà, lo gestisce, bisogna arrivare al tiro assolutamente. Gritopoulou dietro la gabbia, Alverà è esteso, Gritopoulou si chiude ancora a Riccio, la squadra gardenese, tiro, parata di James Smith, raccoglie Vallazza, il tiro di Vallazza e arriva il 4-1, il tiro di Vallazza prende il pattino del giocatore gardenese, si infila alla rete. Questo bisogna fare anche prima senza farsi soffrire così tanto, forzare, provare a trovare una deviazione vincente. Continua un po' troppo lezioso, bello questa sera decisamente, perché ha giocato veramente una bella partita anche con belle trame, belle azioni, ma ovviamente bisogna guardare più alla sostanza. È chiaro, non è facile, soprattutto quando una squadra si chiude a Riccio, ma è anche lecito che un Gardena si chiuda di fronte, non ha nessuna intenzione di vincere la partita del Gardena, deve solo difendere, 4 reti di vantaggio. Il Cortina adesso ha una rete lontano dall'obiettivo al minimo, quello della overtime, con 2 minuti e 38 a disposizione, ma ovviamente dall'altra parte il Gardena non deve farne. Phil Pietroniro, Adami, ancora passaggio sui suoi pattini, non sarà proprio contento Francesco Adami di 3 passaggi praticamente consecutivi, prima del cambio precedente e ora in questo, tutti e 3 per niente precisi. Sanna prova a ributtare il disco in zona, Phil Pietroniro, Cortina adesso deve forzare, 2 minuti, Martino Valdarini è pronto a uscire dai pali, Cazzola dietro la gabbia, disco centro, che occasione per Dreo Moser che non ha un controllo proprio incredibile del disco. Era una bella giocata di Mike Cazzola, era ostacolato il numero 88 a Pezzano, certo non era facile. Ancora Luca Zanatta per Phil Pietroniro, Cazzola vuole il pack, bisogna affidarsi sicuramente a Cazzola questa sera. Phil Pietroniro, uomini più caldi del Cortina, Pietroniro con 3 reti e Cazzola con una grande prestazione, ma direi tutti encomiabili questa sera gli ampezzani fino a questo momento. Controllo non preciso, Cortina però riesce a mantenere Luca Zanatta, il tiro di Luca Zanatta, para Jake Smith, panorama aperto per lui, visuale completa, riesce a parare senza nessun difetto questo tiro di Luca Zanatta. Martino Valdarin è pronto ad entrare in panchina, 1:23 dal termine. Ricordo, il Cortina con un gol va all'overtime, altrimenti il Gardena porta a casa la posta intera. 3 punti. Time out chiesto dalla Cortina da Ivo Masca. Non può, perché in effetti negli ultimi 2 minuti non si può chiedere il time out. Adami si lamenta, ma in effetti negli ultimi 2 minuti non si può chiedere il time out, e così accade. Gettata nel cestino la richiesta di Adami da parte degli arbitri. Martino Valdarin ha oltrepassato la balaustra, è in panca, quindi uomo in più sul ghiaccio per il Cortina che tenta l'ultima carta dell'uomo in più. Luca Zanatta per Pietroniro, si attarda Pietroniro qui nell'ingresso in zona, in un dribbling che non ci doveva essere. Adami raccoglie, consegna il disco a Luca Zanatta, 1 minuto esatto al termine dei 60 regolamentari. Disco per Phil Pietroniro. Ingresso in zona difficoltoso, disco regalato e c'è icing. Cortina rischia moltissimo, sbaglia completamente la porta e si mette la testa non tra i capelli ma sul casco verde. Costa per aver fallito l'empty net goal. Anzi no, c'è il time out, ho detto una sciocchezza in precedenza, forse era passato il momento per poter appunto applicare, chiedere la possibilità di 30 secondi di consulto con il proprio allenatore. Vediamo Ivo Macciacca qui attorno i suoi uomini che andranno ora a provare negli ultimi 50 secondi a regalare l'emozione del quinto gol, che vorrebbe dire andare all'overtime e quindi portare lunga la sfida per oltre i 60 regolamentari. Sarebbe una piccola impresa, come è stato un grande insuccesso il 6-2 a Sevole Gardena, era la prima partita a distanza di un mese abbondante. Ovviamente Cortina sta andando vicino a questo piccolo miracolo di recuperare questo pesante passivo. 50 secondi sono il limite, porta sguarnita quella ampezzana con uomini più sul ghiaccio. Cazzola deve vincere assolutamente face off e ci riesce.
all'indietro per Pietrolino, la botta di Luca Zanatta smorzata dalla stecca di un gardenese. Adami per Christopoulos dietro la gabbia, cabina di regia, tiro, arriva il gol! Arriva il gol di Chad Pietrolino a 35 secondi dal termine, il premio di una grandissima partita ampezzana. Si va sul 5-1 a 35 secondi dal termine. È tutto in famiglia questa sera, 3 gol per Phil Pietrolino, 1 per il fratellino Chad, che questa sera fanno il match. Grande giocata di Christopoulos, Pietrolino colpisce con forza e riesce a forzare, andare e a spingere il puck oltre i gambali di Jake Smith fino in fondo alla rete, a gonfiarla per l'esultanza, come sappiamo non del pubblico, ma spero per l'esultanza di voi a casa che avete seguito e state seguendo la partita dal vivo sullo streaming del sito di Hockey Cortina o alla radio, su Radio Cortina ovviamente. Ma manca ancora 24 secondi, non sono finiti i 60 regolamentari. Con questo risultato, ricordo, il Cortina va all'overtime. Vediamo se Cortina prova a forzare questi ultimi secondi. Sì, ci prova. Remigio Christopoulos ci crede. Va avanti Christopoulos. Cazzola Christopoulos. Disco che non arriva a destinazione per pochissimo. Dalla blu Pietrolino, cica il disco. 5 secondi al termine. Troppo poco forse per arrivare alla conclusione. 3, 2, 1. Wikis. Chiuso. Si va all'overtime, signore e signori, radioascoltatori e radio telespettatori questa sera per lo streaming e per la radio ovviamente. Partita emozionantissima, il Cortina è riuscito ad arrivare a rimontare un svantaggio di 4 marcature. Nel primo tempo 1-0, andava bene, forse erano troppo poco, ma la partita era indirizzata sulla strada giusta. Secondo tempo, altra marcatura, si va sul 2-0, va bene, forse ancora troppi pochi gol, però comunque continua la fiducia, continua il Cortina a giocare, a spingere, ma 45 secondi dal termine del periodo centrale arriva la marcatura di McGowan che taglia le gambe agli ampezzani che devono rifare praticamente quasi tutto. 3 power play nei primi 10 minuti del terzo tempo vanificati, e il Cortina che nei secondi 10 minuti riesce a segnare 3 marcature ancora con Phil Pietrolino, con Vallazza e Chad Pietrolino a 35 secondi dal termine, con Martino Valdarin in panchina, con l'ausilio quindi dell'uomo in più. Tattica giusta, lecita, ovvia, premiata comunque ovviamente per la grande insistenza che ha avuto il Cortina, ma per la bella prestazione. Peccato veramente non poter essere per voi qui all'Olimpico a tifare, a gioire su queste emozioni. Non è sicuramente lo stesso nel guardare la partita da casa sul vostro schermo, ma noi nel nostro anche commento cerchiamo, e con le ottime riprese del nostro staff dello streaming, cerchiamo di regalarvi le emozioni come quasi se foste qui sui gradoni del storico Stadio Olimpico del Ghiaccio. Siamo pronti per 10 minuti di overtime. Ovviamente segna il Cortina, si porta a casa il risultato, almeno fino a regola contraria, se non ricordo male. O si giocheranno 10 minuti fino al termine. Questo dovrei anche un attimo aggiornarmi, ma credo che sia il gol che decide la serata. McGowan d'altra parte, si gioca in 3 contro 3, questo è chiaro. McGowan e Wilkins con Villait, d'altra parte Zanatta, Cazzola e Christopoulos. Inizia meglio il Gardena. Villait, passaggio sbagliato, deve correggere Wilkins, recupera ancora l'ex Brunico e Egna. Villait, Wilkins cade a terra, un'occasione per il Cortina adesso con un 2-2. Christopoulos a rimorchio Adami, Christopoulos, tiro al volo, ci prova Luca Zanatta, controllo difficile, Adami suggerito, arriva la parata di Jake Smith. Che occasione per il Cortina qui, che occasione, doppia occasione, recupera ancora il disco Remigio Christopoulos di fronte a Villa. Christopoulos un pochino qui, non dico lezioso, ma difettoso nel controllo. Pietrolino, ancora lui, 4 gol, saranno un po' troppi. Una tripletta, ci accontentiamo della tripletta di Phil Pietrolino, anche se non farebbe comunque male un quarto gol che potrebbe essere quello risolutivo. Eccolo, le urla di gioia della panchina gardenese ai powerplay qui sono state ovviamente smorzate dal quinto gol ampezzano. Quando dicevo bisogna stare attenti a gioire troppo presto, succede sempre così. Giocato un minuto dell'overtime, finiti i 60 regolamentari col 5-1 ampezzano.
Ricordo, l'andata finì 6-2, quindi la partita, la sfida è patta. La conclusione di Tomasini, impiegato molto questa sera, il buon Patrick, giocatore che ha fatto delle buone cose l'anno scorso a Cortina, non sbalordito, ma comunque una buona stagione per il classe 2000. Alverà gira la gabbia, l'importante in 3 contro 3, è una situazione particolare che tanti giocatori forse non sanno ancora gestire, ma sicuramente Alverà, pur essendo giovane, ha le capacità tecniche di poter soprattutto essere a comando della gestione del pack e di dare il cambio passo, se non esagera nei dribbling, cosa magari da evitare come è successo ora. Se ne va Gardena adesso, attenzione a non lasciare troppo libero qui a Meisner, che ha una buona azione personale, chiude il Cortina con Sanna verso Phil Pietroniro, 7:49 a giocare nell'overtime, ricordo 5-1 il risultato al termine dei regolamentari. Il Cortina segna, porta a casa i 3 punti, dall'altra parte è la stessa identica cosa. Cazzola, il tiro, para Jay Smith, ancora Cazzola da terra, non riesce più a rialzarsi, però il pack viene ripreso ancora dai giocatori di Erwin Costner. L'overtime in 3 contro 3 è una sicuramente soluzione molto accattivante, molto rischiosa, perché gli equilibri ovviamente si spostano da un momento all'altro, bisogna stare attentissimi a non sbagliare, è più importante mantenere il possesso che andare a forzare tante volte. Come adesso, occasione per Christopoulos di fronte a Jay Smith, Christopoulos solo 1 contro 0, Christopoulos spara a Jay Smith in 3 tempi, le finte del greco e si mette giù molto bene qui Jay Smith, non lascia nessun buco sulla finta del numero 73 Ampezzano. Occasionissima di vittoria per il Cortina, qui 1 contro 0 sulla stecca del mattatore della passata stagione Remy Giftopoulos, anche lui come McGowan e Wilkins, non così tanti punti ma più o meno, però confermatissimo ovviamente dalla dirigenza pezzana. Prima firma la sua, come ovviamente la società gardenese ha fatto con i contratti di McGowan e Wilkins. Torniamo live. Tomasini si corregge il disco con i pattini, le finte ai danni di Pietroniro. Buona la partita anche di Patrick Tomasini. Sulman sulla blu, tenta un corridoio centrale, parata buona ma non precisissima da Darin, che lascia un piccolo rebound, quindi crea un pochino di ansia alla sua difesa lì attorno a lui. Ci sarà un ingaggio adesso alla destra dell'estremo ampezzano, Giftopoulos, Zanatta e Cazzola. Dall'altra parte Joel Brugnoli, Meisner, giovane Meisner e Diego Gluck. Siete ancora live su Radio Cortina e sullo streaming di hockeycortina.it per vedervi la partita, ma ovviamente a questo punto, se sto parlando con i telespettatori, siete già tutti ovviamente collegati e connessi al sito. Luca Zanatta per Giftopoulos sulla blu, Cazzola finta lo scambio, si accentra, corridoio laterale, cerca il primo palo, para Jay Smith. Ci sarà un ingaggio in zona offensiva per il Cortina, che mantiene gli stessi uomini, cambia il Gardena che rimette ovviamente, anzi no, cambia anche il Cortina, McGowan, Wilkins e Billite sul ghiaccio per i gardenesi. Dall'altra parte Adami, Chad Pietroniro e il fratello Phil, autore di 3 marcature sui 5 gol segnati da Cortina. Disco che si impenna all'ingaggio, ma Billite raccoglie e gestisce dietro la porta di Jacob Smith. Delle finte e la ripartenza sulla stecca di Wilkins, l'MLM affronta il terzo, lo conquista, lascia McGowan cerca il bastone esterno per un Cortina che prova adesso a buttarlo esternamente dal proprio terzo, con Phil Pietroniro che prova a saltare anche Villite per un soffio, non riesce a assistere ad Adami. Attenzione però al break, vedete come si cambiano, si capovolgono subito le dinamiche di un Cortina che poteva andarsene quasi in contropiede. Un piccolo errore, stava per far ripartire proprio il Gardena immediatamente. Adami aspetta forze fresche, aspetta Barnabò,
Adami è solo, preferisce tergiversare e rifar ripartire tutto dalle retrovie. Max Cordiano, l'uomo di Saronno, deve aspettare adesso l'arrivo di Tommaso Alverà. Ecco il 28 a Pezzano, le finte, riuscita a una mezza per il numero di Alverà, che riesce quasi a saltare anche Jay Smith. Alla fine è ancora più bravo però l'estremo gardenese. 5 al termine dell'overtime. Sulman indietro il pack, lo scambio con Brugnoli, riuscito anche lo scambio con Tomasini, che aspetta l'arrivo di un compagno, alza la testa, aspetta in balaustra, cerca adesso di lavorare questo disco a suo favore, disco che prende adesso però la via esterna del terzo. Va a cambiare il Gardena, va a cambiare anche il Cortina, ancora Cazzola, Cristopolo, Zanatta. Dall'altra parte ovviamente ci saranno, anzi no, forze fresche, ancora fiducia al giovane Mesner in questo special team di 3 uomini in overtime. Non c'è icing, Zanatta si scontra, riparte Cortina con Cazzola, Cristopoulos, adesso un contropiede, deve accelerare qui Cazzola, aspetta l'arrivo di Cristopoulos, arriva anche il passaggio, tocca Cristopoulos. Avrei preteso, tra virgolette, nella mia modesta opinione, più velocità da parte di Cazzola di affrontare il terzo. Ha atteso troppo, è arrivato il rientro del terzino gardenese, il passaggio c'era, ma Cristopoulos non poteva fare di meglio con il rovescio del bastone. Cazzola poteva provare a forzare la porta da solo e andare a cercare forse un tandem con Cristopoulos, invece ha preferito aspettarlo. Scelta secondo me non ideale. All'ingaggio proprio l'ex Five Flyers, ottimo anche negli ingaggi questa sera. Zanatta cerca la stecca di Remy, Cristopoulos larga alla sinistra di Jay Smith. Ancora il greco, le finte, la consegna del disco sulla stecca di Luca Zanatta, arriva largo ancora Cristopoulos, si stringono McGowan, Billite e Wilkins. Cristopoulos apre le braccia, apre le ali, difende il disco, non bisogna perderlo qui ovviamente perché si concederebbe un break agli avversari. Ecco qui, attenzione, solo Cazzola a difendere adesso, deve recuperare assolutamente Luca Zanatta perché riparte Gowan, passaggio riuscito, passaggio volante, bravo qui ancora Cazzola a prendersi il disco nell'angolo della balaustra, vorrebbe il cambio, 3:25 al termine overtime, lascia il disco con un po' di indolenza qui Cazzola, ma è stanco dal cambio, rimane sul ghiaccio e va a cambiare, aspetta ovviamente che tutte le cose si siano sistemate per bene sul ghiaccio. Luca Zanatta, Adami, il tiro para Jay Smith, Adami prova a forzare su di lui, Jay Smith riesce a dribblare Adami, ancora però Adami attivo lì, ci crede ancora il capitano, deve farlo, 3 minuti al termine dell'overtime. Tomasini con la sua inconfondibile pattinata porta avanti il disco, attenzione Cortina un po' scoperto, lo scambio con Tomasini, passaggio centrale e qui errore o comunque conclusione fallita da parte di Sulman. A tu per tu con Martino Valdarin, bella iniziativa di padre Tomasini che è cresciuto molto nell'arco del match. Pietroniro, prova il poker Pietroniro, ci prova, ma c'è Jay Smith a fermare la sua quaterna. 2:32 al termine dell'overtime, finiti 60 minuti sul 5-1 per il Cortina, ricordo, che replica così al 6-2 subito il 3 ottobre scorso, prima della lunga pausa dovuta al Covid per gli ampezzani. Prima partita, esordio in campionato e poi appunto 30 giorni quasi di astinenza da partite ufficiali. 2:27 al termine dell'overtime, riparte il Gardena con Mesner, suggerimento largo per Diego Gluck, caricato molto bene qui da Luca Zanatta, ancora Luca Zanatta, lavora il disco su Mesner per Cristopoulos che si perde un po', disco conquistato adesso da Diego Gluck, arriva Cazzola a portargli via il disco, almeno ci prova, bravo il gardenese che assiste sulla blu. Mesner fa circolare ancora il disco nel terzo, 1:50 toccato al termine, Cazzola vuole Cristopoulos, lo trova ancora Remy, passaggio con il timer, però regala un disco agli avversari che ciccano clamorosamente la conclusione. Per fortuna del Cortina, qui Knocker ha ciccato la conclusione forse più facile da compiere, ma l'emozione e la possibilità così evidente, palese di andare a colpire per la vittoria ha giocato prezzo pesante qui per, se non sbaglio, Knocker.
Sì, proprio Patrick Knocker. All'ingaggio 1:40 al termine, McGowan e Adami vince l'ingaggio, però non riesce a mantenere il possesso. Attenzione alle bocche da fuoco, alla cinicità e bravura. Fallo su Chad Pietronino di ancora Wilkins, che si lamenta, e questa è una grande occasione. Ovviamente non si giocherà 3 contro 2, ma il Gardena potrà restare in 3 uomini. Il Cortina acquisterà un uomo. Wilkins non è contento ovviamente della sanzione a lui combinata in un momento alquanto decisivo della partita. 1:31 al termine dell'overtime, anzi non della partita, della sfida di andata e ritorno, queste sfide di return to play. Ricordo, questo è un recupero della partita che si sarebbe dovuta giocare una settimana più tardi dell'esordio, anzi il giovedì successivo all'esordio in campionato del 3 ottobre. Ovviamente gli arbitri vogliono a tabellone la penalità dei 2 minuti, arriva quella affidata a Wilkins. 1:31 al termine, il Cortina ha la grande occasione di portarsi a casa la posta intera dei 3 punti di questa doppia sfida. Cazzola vince ancora l'ingaggio, Pietronino per Giftopoulos, Pietronino per il fratello più piccolo, ancora Pietronino, Remigio Giftopoulos, largo per Cazzola, passaggio centrale, un po' troppo forzato. 1:14 al termine, Cortina ricordo in powerplay, si gioca in 4 contro 3. Pietronino, anche qui passaggio non preciso di Giftopoulos, è costretto a stringere un pochino il bastone, accorciare l'impugnatura. Pietronino per colpire, passaggio di Cazzola verso Chad Pietronino, ci mette il bastone Jake Smith, ancora Cazzola, Giftopoulos, Pietronino. Giftopoulos non colpisce di prima intenzione, ma pensa ancora a far circolare il disco. Arriva il tiro di Pietronino, para Jake Smith, prova a colpire sul rebound Pietronino senza troppo infastidire Jake Smith, infatti non viene neanche troppo redarguito, se non un pochino da Villite. 45 secondi al termine di questa bellissima sfida che, ricordo, si è protratta all'overtime solo perché il Cortina è riuscito ad arrivare sul 5-1, quindi a impattare la sfida soprattutto il totale delle marcature fatte nelle 2 partite. Ricordo 6-2 perso a Gardena, 5-1 vittoria del Cortina a Cortina, quindi si va sul 7 pari, e qui chi segna l'8-7 vince i 3 punti nella sfida di return to play. E ricordo, il Cortina ha la possibilità di giocare questo ultimo minuto in power per questi ultimi 30 secondi di sfida. Adami, Cazzola cerca il primo palo, ma Jake Smith è lì a chiudere ogni spiraglio con il silicone. Pietronino, la finta, Cazzola largo, passaggio centrale non riuscito, recupera ancora Remigio Giftopoulos su Sulman, si difende benissimo come solo lui sa fare, apre un varco, cerca il primo palo, trova ancora Jake Smith. A 9 secondi dal termine questa sfida sembra destinata a finire ai rigori. Ingaggio ancora ovviamente lì in quella zona, il Cortina può godere ancora dell'uomo in più, ma non è riuscito a segnare il gol che poteva regalare ovviamente la vittoria nella sfida. Giftopoulos, c'è un tocco della stecca di McGowan, 2 secondi, si andrà presumibilmente, e chiedo vegna per essere così non aggiornato, o almeno sul regolamento. Gli stessi arbitri vanno adesso a consulto, se non sbaglio ci sono 3 rigoristi sul ghiaccio, ci saranno 3 rigori per parte, si andrà a oltranza, ecco, come pensavo, come sapevo, anche se ovviamente ho dovuto anche un attimino improvvisare perché ovviamente il regolamento può cambiare da un momento all'altro e questa evenienza ancora non c'era stata. Non c'è rifacimento del ghiaccio, sembra indicare gli arbitri 3 rigoristi, o forse ci sarà direttamente un altro overtime, vediamo. Anzi no, ci sono i rigori, ovviamente capitani convocati dagli arbitri per elencare reciprocamente i giocatori che andranno a giocarsi il penalty shot, il rigore ovviamente.
sono le 10:52, le 22:52 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Siamo ancora in diretta per la partita iniziata alle 20:30, finito anche l'overtime. Abbiamo assistito 70 minuti di bel hockey, con un Cortina che ha giocato come doveva giocare. Il Gardena ha difeso per a tratti come doveva difendere l'importante vantaggio. Ma andiamo subito ai rigori. Parte ovviamente lui, l'uomo dal hat-trick, Phil Pietrolino. 3 gol durante i 60 regolamentari, quelli che hanno permesso a Cortina di arrivare fin qui. A rigore, disco, tiro, para James Smith, disco che si spegne largo, ma conclusione non proprio impeccabile di Phil Pietrolino. Dall'altra parte il baffo di Michael Sulman di fronte a Martino Baldarin. Cortina ha fallito il primo tentativo, 3 rigori ciascuno. Parte Sulman, per lui un'ottima tecnica ovviamente, ma attenzione, Martino Baldarin è molto bravo sui rigori. Sulman di fronte a Martino Baldarin, arriva il gol. Subito diretto, subito sotto il primo incrocio dei pali. 1-0 Gardena. Anzi, diciamo così, 8-7 Gardena. Ora c'è Cazzola. Parte Mike Cazzola, stecca a sinistra, subito supera la blu. Gira largo, si accentra e poi lancia alle stelle il puck sopra di 50 cm all'incrocio dei pali. Secondo tentativo fallito per il Cortina. E qui arriva il bomber, arriva Brad McGowan. Se segna, il Gardena porta a casa la posta intera. Nel caso contrario, il Cortina ha ancora un po' di speranza. McGowan parte da fermo, anche lui stecca a sinistra, gira verso destra rispetto a Martino Baldarin, si accentra, cerca il quinto buco, un po' lezioso, un po' presuntuoso. Martino Baldarin gli chiude le gambe. Troppe poche finte qui McGowan, ci aspettavamo qualcosa di più. Christopoulos, è tutto in mano a lui, se riesce a segnare mantiene la sfida viva, altrimenti doveva aspettare il fischio in effetti qui Remi Christopoulos. Riparte, tutto da rifare per Remi Christopoulos. È lui che può segnare e tenere vivo il Cortina. Remi Christopoulos non segna e il Gardena vince la partita con un rigore segnato. Vince la partita per 8-7, l'esultanza, ora in questo caso ovviamente lecita da parte dei gardenesi. Peccato, il Cortina ha fatto di tutto per vincere questo match, per vincere la sfida, è arrivata fino al 5-1 nei 60 regolamentari. All'overtime non è riuscita con un power play a suo favore, ma sicuramente è giocata anche un po' la stanchezza, e i rigori ovviamente sono una lotteria, sono una roulette che purtroppo questa sera per i colori bianco-blu ha premiato i colori rosso-blu del Gardena, a cui va il merito di aver vinto la partita. Una sfida molto equilibrata, se guardiamo ovviamente la partita d'andata e quella di ritorno giocata questa sera, finite ovviamente per forza di cose nei 60 regolamentari con il medesimo parziale vantaggio. Le 6 marcature, scusate, le 4 marcature recuperate dalla Cortina questa sera, che hanno portato gli Ampezzani a credere nella chance dell'overtime, ma anche a Gardena di giocarsi la chance dell'overtime ovviamente, perché avrebbe segnato in quel momento, avrebbe vinto la sfida. Il Cortina perde questa sfida di return to play. Noi ci sentiamo settimana prossima per la Radio Cortina, ovviamente lunedì con Spinorama, mentre per le radiocronache e per la diretta streaming sabato sera 20:30 il Cortina ospita all'Olimpico il Valpusteria. Da Luca Zardini Cerelli è tutto, una buona notte lì nella regia, grazie ancora anche alla regia ovviamente di Radio Cortina e dello streaming okcortina.it. Buonanotte a tutti.